Di nuovo in diretta speciale elezioni, Zabai presente e gongolante. Dopo tante amarezze. Per una volta visito. Guido Rizzo, anche lui gongolante, Fratelli d'Italia. Avete sentito prima le parole di un'altrettanto tonica Giorgia Meloni, che dice siamo ritornati al bipolarismo. Tra l'altro vi dico che fra poco si collega Elena Donazzan, siamo alla ricerca anche di Alessandra Moretti, Alessandro Zanna. Già avete sentito Flavio Tosi, vi dico i principali protagonisti, Sabrina Pignedoli che risulta eletta per il Movimento 5 Stelle a nord-est, avete sentito anche Cristina Guarda che probabilmente entrerà a Strasburgo per Alleanza Verdi Sinistra, l'altra grande sorpresa, la vera sorpresa forse di queste elezioni europee, perlomeno in Italia. Però poi c'è tutto il capitolo delle elezioni comunali che cominceremo a raccontarvi nel dettaglio ovviamente nel pomeriggio quando verranno aperte le urne, però insomma c'è attesa soprattutto nei comuni più strategici, nei comuni più importanti. Di sicuro una delle sfide più appassionanti, forse la sfida più appassionante, è quella di Vittorio Veneto e siamo in grado di collegarci con la città della Vittoria, siamo in grado di collegarci, la vedo con la nostra Lina Paronetto che si trova, se non sbaglio, con Simone Merlo. Buongiorno Lina. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, dici bene, sono con Simone Merlo. Siamo nello studio dell'avvocato Giovanni Braido, uno dei 4 contendenti qui a Vittorio Veneto per la carica di sindaco. Buongiorno avvocato. Allora, diciamo 2 dati su Vittorio Veneto, che è diciamo, il principale centro della Marca che va al voto per le amministrative. Lo spoglio, lo sappiamo, comincerà nel pomeriggio, ma ci sono già delle indicazioni, come dicevate da studio ampiamente da questa mattina, dalle elezioni europee, naturalmente, che valgono anche per il comune di Vittorio, dove innanzitutto diciamo che sono andati a votare praticamente la metà esatta degli aventi diritto, il 49-93%, quindi il 50% esatto praticamente. Ricordiamo che ci sono 4 contendenti, l'avvocato Giovanni Braido, Gianluca Posocco, Luisa Camatta e Mirella Bagliana, e poi ci sono delle indicazioni che vengono già dai voti alle europee, anche se dicevamo prima di cominciare questa diretta con l'avvocato Braido che non sono del tutto significativi, perché poi sappiamo che malgrado l'election day, poi l'elettore, soprattutto nel locale e soprattutto in una comunità con una fortissima identità come Vittorio Veneto, poi diciamo è un po' ondivago. Ecco, allora Fratelli d'Italia in ogni caso, avvocato, anche qui ha fatto un discreto exploit, 32,7% a Vittorio Veneto per le europee. Secondo partito, il Partito Democratico, che comunque ha una storia di un certo tipo, no? Qui a Vittorio 23,47%, la Lega 11,5%, Forza Italia 9,13%. Allora, lei è sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, oltre che da altre compagini, eccetera, ma come partiti sostanzialmente questi, quindi già così avrebbe un 43% leggendo le europee. Cosa si aspetta? Ma io auspico di andare al ballottaggio, a prescindere, perché così a spannometro diciamo Vittorio Veneto negli ultimi anni ha un 40% a centrosinistra e un 60% a centrodestra. Diciamo che le spaccature che ci sono state purtroppo porteranno una compagine di centrodestra al ballottaggio e io auspico, a prescindere, che il centrodestra si ricompatti, perché diciamo che sia le comunali, sia in regione, sia il governo siamo un filare unico e chiaramente se vuoi fare qualcosa un sindaco ha anche bisogno di autorità più elevate, più alte, quindi questo è il mio auspicio. Sappiamo che a Vittorio Veneto c'è stato un pre molto sofferto, lei diceva bene, centrodestra spaccato, lei da una parte, l'attuale vice sindaco, parte dell'amministrazione uscente con Gianluca Posocco appunto dall'altro, e soprattutto l'elemento, la variabile è Gian Antonio D'Arè, che ha in qualche modo diciamo dato il sostegno ovviamente a Posocco, spingendolo in qualche maniera ad andare da solo contro il resto del centrodestra. C'è il sostegno di Forza Italia, perché poi abbiamo visto Flavio Tosi appoggiare Tony D'Arè in questa sua iniziativa. Allora, le faccio una domanda secca. A Vittorio Veneto Tony D'Arè è un partito da solo? Riesce, secondo lei, a muovere i numeri di un partito da solo?
Ma lo vedremo con lo scrutazione, sì, con lo scrutinio del pomeriggio non veniva al termine. Io ci terrei a riallacciare un rapporto con Gianluca Posocco. Lui ha sempre detto che lui non vuole subire la politica, vuole farla. Io credo che a prescindere da come andrà il centrodestra debba ricompattarsi. Quindi lo scenario che si prospetta secondo lei, ballottaggio lei e Mirella Balliana e tentativi appunto di riavvicinamento a Posocco, questo potrebbe essere? Ma potrebbe essere questo, come potrebbe essere che Posocco va con la Balliana, io lo appoggerò, non c'è nessun problema. Il centrodestra non può assolutamente abdicare alle sinistre, specialmente adesso in questo periodo che sono stati fatti molti progetti, ci sono soldi in cantiere, si possono fare tante cose interessanti per Vittorio. Allora, ci dica dove aspetterà il risultato oggi pomeriggio? Non lo so, forse a casa, aspetterò qualche telefonata, sì, non voglio farmi prendere dall'ansia essendo già ansioso di mio, quindi cercherò di stare tranquillo a casa. Non si direbbe a vederla, ma insomma. Allora Christian, questo è un primo assaggio, no? Anche del quadro che c'è qui a Vittorio Veneto e quello che si sta delineando. Io ti ringrazio davvero Lina, avremo modo di raccontare questo clima nella città della Vittoria, grazie Lina Paronetto, Giuseppe Braido e Simone Merlo per la parte tecnica. Subito da Elena Donazzan, assessore regionale alla formazione e all'istruzione, che risulta tra le miss preferenza di questa tornata elettorale. Mi sente Donazzan? Buongiorno. Sì, la sento, mi stavo guardando, sono veramente in disordine, ma ho passato una nottataccia. Però è stata una nottataccia positiva, no? Sì, guardi, non le nascondo che ad un certo punto, alle 3:40, era pieno di gente a casa mia, le persone a cui devo veramente tanto, tutto direi, i miei più fidati collaboratori, i miei sostenitori. Alle 3:40 non arrivavano alcuni voti, in particolare mancava tutta la provincia di Vicenza, larga parte del Veneto, ed ero un pochino giù di morale perché ero terza. Io mi aspettavo ovviamente nella nostra terra meravigliosa un giudizio degli elettori, diciamo così, migliore di quello che stavo vedendo. Quindi sono andata a letto un po' sconfortata. Questa mattina mi sono alzata in tripudio. Ah, quindi insomma diciamo che quindi la notte ha portato buone nuove. Ah, direi di sì, ottime nuove. Stamattina mi sono svegliata e sono la donna più votata dopo Giorgia Meloni, anzi il candidato più votato dopo Giorgia Meloni. E questo non è semplice perché, come lei sa, il tema delle doppia preferenza fino ovviamente al massimo delle 3. Ma se si scrivevano solo il nome delle due donne, avendo io il mio capo di partito che è una donna, è evidente che questa cosa mi ha un po' dato pena e molti voti sono stati annullati. Ecco, questo è un dato che io credo che si debba anche rivedere in termini di elezioni. Non è giusto che si debba obbligatoriamente mettere la preferenza di genere, lo dico sinceramente. Se si poteva votare, se si fosse potuto votare Donazzan Meloni, questo avrebbe portato a me certamente ulteriori voti e quindi insomma molto contenta, però credo che la preferenza di genere possa andare bene quando componi le liste, ma non nell'obbligatorietà della scelta poi dell'espressione, perché che io sia donna o che io sia uomo, un elettore deve poter scegliere di avere 3 donne brave e di volerle votare tutte e 3, 3 uomini bravi e di volerli votare tutti e 3. Quindi paradossalmente il fatto che Meloni fosse in campo l'ha un po' penalizzata da questo punto di vista nell'ottica del voto di genere. Sì, un po' sì, e molte preferenze sono state annullate. In alcuni seggi addirittura oltre il 10% delle preferenze scritte, cioè ieri sera mi arrivavano dei voti, mi dicevano guarda qui ne hanno annullate 30, tu ne hai circa 300 e quindi lei capisce che sono numeri abbastanza rilevanti poi alla fine del computo. Tutto questo premesso mi fa comunque essere oltre le 62.000, quasi 63.000 preferenze ad ora, mentre stavamo parlando io stavo guardando e sono a 62.861, che è un risultato straordinario. Senta Donazzan, lei adesso è in giunta regionale, ha appena finito una riunione di giunta. Ho avuto l'abbraccio di tutti i colleghi e del presidente, quindi io sono felice oggi.
Ma era l'ultima sua giunta? No, io avrò del tempo che mi è dato dalla legge per optare, nel momento in cui ovviamente adesso ci deve essere la proclamazione degli eletti, l'insediamento del Parlamento europeo, e in tutto questo arco di tempo c'è lo spazio ovviamente per optare e decidere quindi se accettare la elezione in Parlamento o optare per restare in Regione del Veneto. Questo permette anche di sistemare le ultime cose, di fare un passaggio di consegne eventuali, e quindi non c'è la fretta. Ecco, non vado via da Venezia oggi. Però insomma la sua scelta l'ha fatta, va a Bruxelles. Credo l'abbiano fatta gli elettori, Arboit. Sarebbe chiaro che per me questo è un giudizio, io l'ho inteso così, non ho fatto queste elezioni per andare da qualche altra parte, l'ho fatto anche per vedere quale fosse il giudizio dei veneti su tutta la regione. Io ho sempre fatto l'assessore regionale, letteralmente non mi sono fermata solo al mio collegio naturale di elezione, che è la provincia di Vicenza. Io dal 2000 sono eletta, sempre arrivata prima in provincia di Vicenza, ma io sono l'assessore regionale e ho lavorato a Belluno, a Rovigo, a Venezia, a Treviso, a Verona, a Padova, tutte le province, cioè tutti i collegi. Non ho mai deciso che fosse solo il mio collegio ad avere la mia presenza come, diciamo, il senso del dovere. Io ho vissuto questo e volevo capire quale fosse anche il giudizio elettorale, e devo dire che è stato veramente straordinario in tutto il Veneto. Anche perché, Donazzan, da Bruxelles si può sempre ritornare, no? E quindi io le faccio... Da Bruxelles si deve ritornare, Cristian, perché da Bruxelles si deve ritornare. nel senso che noi siamo lì a rappresentare l'Italia e il Veneto. Per me, certamente, di queste 63.000, io ne ho prese 61.000 in Veneto. Cioè il Veneto mi ha proprio abbracciata, sostenuta, supportata e indicata. E è una missione questa, giudizio su quel che ho fatto, perché io sono andata in campagna elettorale a dire: giudicatemi per quello che ho fatto, non per quello che vi prometto. Eventualmente io non ho mai promesso nulla, mi impegno in politica. Sì. Ecco, questo significa anche andare e venire da Bruxelles, portare le istanze di questo territorio. E poi è chiaro che la percentuale che oggi di Fratelli d'Italia qui è il 37, qualche cosa per cento, cioè una percentuale straordinaria, altissima. Stamattina un analista molto preparato mi ha fatto notare che qui c'è stato in Veneto il più alto scarto tra elezioni politiche e elezioni europee per Fratelli d'Italia. Quindi insomma una terra leghista ben governata dal Presidente, ma anche con me al suo fianco. C'è una terra veneta che guarda al centrodestra con forza, ha anche dato un grande risultato a Fratelli d'Italia e dentro a Fratelli d'Italia a me. Questo significa che questo risultato personale lei lo può utilizzare come musigna, è un termine che ho utilizzato nel corso di questa mattinata, per rivendicare, che ne so, la presidenza della Regione del Veneto. Lei è stata ospite qualche mese fa qui con me e le ho chiesto: ma Bruxelles esclude la corsa alla presidenza per la Regione del Veneto? E lei mi aveva fatto intendere di no. Riconferma quella risposta? Ma Bruxelles esclude Venezia? No, la risposta è sempre la medesima. Io ovviamente mi metto a disposizione, certo, questo risultato che è al di là delle mie aspettative, Christian. Io avevo ipotizzato un successo, ma non così grande. Appunto, se andassimo a conteggiare, cosa che non escludo di fare, ma così per capire se è possibile avere un dato completo, anche le preferenze che mi sono state annullate, ma anche per dire quant'è stato il giudizio positivo dei veneti. Io ho sempre detto che però non si rivendica una regione, bisogna avere il rispetto dell'elettorato e anche della coalizione, e questo sarà poi una scelta che verrà fatta sui tavoli nazionali. E indubbiamente questo risultato di Fratelli d'Italia e anche il mio personale non possono che confortarmi, mi fanno dire ho portato
quello che dovevo anche a Fratelli d'Italia in termini di valore, perché in tanti che mi hanno votato non sono di Fratelli d'Italia, diciamo come adesione a partito, ma è un aspetto molto bello che anche Giorgia Meloni sa attrarre a sé, no? Non c'è solo chi ha la tua idea di partenza o la tua storia politica, ma qui siamo andati ad accogliere, ad essere di riferimento per altri. E questo riguarda anche il Veneto? Certamente sì, è prematuro parlarne, perché resta il mio sogno, però Cristian, io non cambio né i miei sogni né le mie parole. E senta Donazzan, questo è il dato di Vicenza: Elena Donazzan 23.694, Sergio Berlato 18.438. Sappiamo tutti, sì, insomma, che non è mai corso buon sangue tra di voi. No, vabbè, ho vinto, quindi Cristian, il resto è il giudizio degli elettori. Allora, Assessore Donazzan, l'ultima cosa, strategia politica in vista della formazione della nuova Commissione e quant'altro, cosa deve fare Meloni? Deve stare nella maggioranza Ursula, deve dare le carte, deve rimanerne fuori? C'è un'alternativa a Ursula von der Leyen? Allora, guardi, deve essere trovata, anche perché è una... comunque oggi lo scenario europeo è molto cambiato, non è solo il dato elettorale di composizione del Parlamento, ma c'è un presidente dimissionario che è il presidente francese, c'è la Francia, la Germania, scusate, che ha avuto un medesimo scossone di tipo politico, la stessa Olanda che aveva dato ampiamente spazio al ruolo di Timmermans, va bene, quello lì, perché faccio tutte le volte una fatica pazzesca a pronunciarlo, rappresentante di quei verdi che sono stati sonoramente bocciati in Olanda. Beh, questo comporta per Giorgia Meloni una responsabilità maggiore, e la responsabilità è quella di essere l'unico capo di governo che ha visto confermato in maniera importante il proprio consenso di partito e di coalizione, perché non dimentichiamoci che per quanto il PD possa esultare del risultato, resta dietro, e che il centrodestra resta coeso. Allora, Donazzan, solo una cosa, le chiedo solo una cosa, poi la lascio alla sua giornata di impegni. Chi vedrebbe bene al suo posto come assessore? Perché insomma abbiamo capito che lei spiccherà il volo per Bruxelles per un certo periodo. Io ho un profilo ideale per chi mi dovrà succedere. Dovrà essere molto capace di gestire le politiche del lavoro e le crisi aziendali, perché restano il tema più rilevante per me, per questa regione. Il secondo, parimenti rilevante, è quello dell'attenzione alla formazione professionale dei giovani, perché abbiamo avuto i risultati straordinari in Veneto rispetto a tutte le regioni d'Italia, perché qui abbiamo fatto scelte precise di sostenere la formazione professionale, le scuole paritarie. Ecco, le caratteristiche di chi mi dovrà ereditare questi 20 anni quasi di assessorato. Insomma, uno competente, va bene. Sicuramente sì, e tanta propensione all'ascolto e anche forza nella difesa delle posizioni tenute. Donazzan, buon lavoro. Ci aggiorniamo presto. Grazie a voi. Allora, grazie Elena Donazzan. Mi dicono che ci ha raggiunto anche Alberto Ruggin, Stati Uniti d'Europa. Non so se Ruggin ci sente. Eccolo là, Ruggin. Grazie per l'invito. Grazie a lei Ruggin per essersi collegato. Mi dicono però adesso che c'è Lucio Zanato da Mogliano Veneto, l'altra piazza trevigiana. Ecco, Lucio con Dimitri Coin, quindi insomma sì, buongiorno se mi senti, volevo dire anche pronto? Ti sento forte e chiaro. Ecco, perché abbiamo un po' di interferenze nel ritorno. Ok, allora guarda, mi levo le cuffie perché sento un po' di confusione in questo primo collegamento. Allora, sono con Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega. Siamo a Piazza Santa Maria Maggiore a Treviso, sotto casa sua, semplicemente perché l'abbiamo tirato giù dal letto. Lei è andato a letto alle 4 e al K3 oggi non c'è nessuno. Beh, abbiamo finito alle 4, visto che leggendo insomma i dati che caricavano erano caricati in maniera assolutamente lenta, si erano praticamente bloccati, quindi abbiamo pensato di rientrare, ma non mi avete tirato giù dal
letto perché dalle 7 ha cominciato il telefono a suonare, quindi Diciamo che lei si è messo a letto, però ha continuato a rispondere al telefono dal letto. Perché... più o meno, ma non è esattamente così. Allora, cominciamo l'analisi. Come la vedete voi, questo voto? Lo vedete soprattutto in chiave Trevigiano-Veneta? Beh, in chiave Trevigiano-Veneta non nego che mi aspettavo un risultato migliore per noi come Lega, e immaginavo anche un numero di preferenze per i candidati più alto. Di fatto l'affluenza ha comunque inciso, il calo dell'affluenza, anche se devo dire che nei comuni dove si andava al voto, insomma, questo trend è stato ampiamente invertito. Ecco, per quanto riguarda il rapporto con Forza Italia? No, il rapporto con Forza Italia, insomma, noi dobbiamo pensare a noi. Il rapporto con Forza Italia poi verrà, in particolare per quanto riguarda a livello locale, dopo lo scrutinio delle prossime amministrative, dove ci siamo già parlati con anche le altre forze di centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia, dove abbiamo tutti la consapevolezza che da oggi pomeriggio ci sarà una nuova linea di partenza con nuovi equilibri e nuove prospettive per il prossimo futuro. Tradotto, insomma, Forza Italia conterà di più. Ma ci sarà una redistribuzione, forse Forza Italia guadagnerà qualche comune, probabilmente anche Fratelli d'Italia porterà a casa qualche comune, magari noi ne perderemo qualcuno, ma magari qualcun altro lo porteremo a casa. Ci sarà una redistribuzione di pesi e forze sul territorio. Ecco, l'effetto Vannaci si è sentito anche qui? Sì, in termini di preferenza si è sentito, perché comunque in molti hanno votato e hanno scritto la preferenza di Vannacci, che infatti comunque ha preso tantissimi voti anche qui. 500.000. Come pronosticavo anche su televisioni nazionali circa un mese fa, io sostenevo che Vannacci sarebbe stato comunque tra i più votati in Italia in termini di preferenze, addirittura volevo dire il secondo dopo la Meloni, ma mi sembrava un pronostico un po' azzardato, ma comunque questo è quello che pare stia accadendo. Sì, perché 24 milioni di preferenze la Meloni e 2 milioni e 300. Esatto, sì. E poi invece 500.000 per quanto riguarda Vannacci, insomma non è poco. No, assolutamente. Però questo insomma fa anche fare una riflessione all'interno della Lega. Ad esempio un'altra cosa quantomeno curiosa è che il fondatore Umberto Bossi abbia votato Forza Italia, l'ha dichiarato lui. Questi sono messaggi magari politici interni e questioni tutte quante interne magari tra Salvini e Bossi. Il dato che noi stiamo osservando è particolarmente quello sul Veneto e sulla provincia di Treviso, cioè il calo è fuori discussione, insomma, sugli occhi di tutti. La provincia di Treviso resta ancora la provincia col più alto consenso per la Lega, però di fatto il voto su Fratelli d'Italia si è riconfermato abbondantemente superiore al nostro. Senta, già guardando in prospettiva, già ieri c'è chi cominciava a dire la regione non è più, diciamo così, di competenza della Lega. Diciamo che i veneti non hanno certo dato una mano, e probabilmente anche per colpa nostra che non siamo magari riusciti a veicolare determinati messaggi a chi dovrà fare le scelte per l'anno prossimo ad avere delle quote importanti in mano su cui decidere. Poi io penso comunque che la regione sia ancora la regione meglio amministrata d'Italia, che il presidente Zaia abbia ancora molte cose da dire e vedremo come si riuscirà ad organizzare il tutto. Però questo, il dato oggettivo è una cosa, poi quello politico speriamo sia diverso. Ecco. Senta, un'ultima puzzecchiatura. Sì. Qualche voce dice che voi siete stati al K3 fino alle 4 non tanto a controllare i voti quanto a cominciare a fare la lista di quelli da mandare fuori. No, assolutamente. Noi su quel punto abbiamo fatto delle riflessioni ieri sera, bravo ad aver avuto questa indiscrezione, ma abbiamo fatto presto perché l'abbiamo fatta prima dell'inizio dello scrutinio, e semplicemente per verificare quanti militanti o quanti esponenti comunque della Lega, specie alle amministrative, si fossero candidati in liste non autorizzate rispetto a quelle che sosteneva la Lega. Poi qualcuno che è andato a sostenere qualcun altro, qualche commistione, qualche situazione un po' critica l'avete presa in considerazione? Abbiamo analizzato un po' tutto. Cosa dobbiamo aspettarci? Qualche effetto da re? Con calma, nelle prossime settimane faremo delle riflessioni, ma effetti da re su nomi così pesanti non credo, però che ci siano comunque figure che in passato hanno avuto ruoli anche a livello di sindaci o comunque ruoli all'interno del partito, che ora si sono candidati su liste avverse alla Lega e che secondo statuto sono automaticamente fuori, ma non perché la Lega li mette fuori, ma perché loro stessi facendo questo si mettono fuori, questo sì.
Lucio. Insomma, direi che di cose ne abbiamo dette in questo Parecchie. primo collegamento. Dimmi. E siamo solo all'inizio. Grazie Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto, grazie Dimitri Coin. Allora, ho tantissimi ospiti, diversi collegamenti, chiedo pazienza a tutti, però stiamo entrando ovviamente nel vivo. Allora, chi vedo? Andiamo da Anna De Roberto, Portogruaro, altra città importante al voto. Andiamo nel Veneto orientale e ti vedo con un volto molto noto, cara Anna, buongiorno. Sì, eccoci Cristian, buongiorno anche a te, spuntato il sole qui a Portogruaro, volto noto, hai detto bene, siamo con Sara Moretto che è uno dei 4 candidati alla poltrona di Primo Cittadino, però insomma Sara ha conosciuto Roma, è stata in Parlamento per 2 legislature e quindi con lei volevamo partire per fare un primo passaggio, un primo commento insomma di come sono andate queste europee. Sara era in quota Partito Democratico, è passata a Italia Viva, tu Sara hai sempre seguito sostanzialmente Matteo Renzi che nonostante abbia portato a casa diverse preferenze non è riuscito a superare il 4. No, assolutamente chiaro il risultato di Stati Uniti d'Europa, il progetto elettorale che era stato presentato per le elezioni europee non ha avuto successo e non ha nessun eletto in Parlamento europeo. Questo credo sia un risultato del quale tener conto, delle riflessioni vanno fatte soprattutto sulla natura di un polo riformista e liberale in Italia, contando che anche Azione è rimasta a secco diciamo, con i seggi in Parlamento europeo e credo che quindi a questo punto, dopo questo risultato, sia necessaria una riflessione sulla natura di questo polo, sull'opportunità che stia unito se vuole avere un successo e più in generale va data una lettura anche a queste elezioni europee che se da un lato, per come la vedo io, non è una sorpresa il buon risultato di Fratelli d'Italia, ce l'aspettavamo credo un po' tutti, ci sono state altre sorprese, altri exploit da capire se sono dei risultati politici consolidati o se sono forse delle meteore legate anche ad alcune candidature molto simboliche e per come la vedo io molto poco politiche insomma. Lei che in realtà corre per le amministrative, prima si parlava dietro le quinte, è una partita diversa ovviamente, amministrative, lei corre con delle liste civiche estremamente trasversali. Questa campagna elettorale, proprio perché lei ha seduto sugli scranni di Roma, ci può raccontare se è stata davvero centrata su temi europei o forse si è parlato più di temi interni? Beh, in realtà devo dire che il termometro di questi 2 mesi, perché sostanzialmente è stata brevissima la campagna elettorale, negli incontri che abbiamo fatto c'era molta poca attenzione nei confronti delle elezioni europee. Qui a Portogruaro guardavamo prima i dati dell'affluenza, l'affluenza è aumentata ma proprio perché trainata dalle elezioni comunali, che pure hanno avuto quasi 800 elettori in meno come partecipazione. Quindi le elezioni europee continuano ad essere delle elezioni poco sentite, i temi europei non sono stati, per come l'ho vista io, anche qui a livello locale, temi che hanno aperto e acceso discussioni anche tra le persone. Ripeto, forse si è parlato più di chi era candidato con chi, citando quei personaggi del momento, ma poco si fa ancora molta fatica a capire quanto sia davvero importante invece avere dei nostri europarlamentari che si occupano di temi che sempre più hanno effetti diretti sul territorio. Se penso all'agricoltura, gran parte delle scelte che riguardano l'agricoltura si fanno a Bruxelles e non avere dei rappresentanti è una penalizzazione per il nostro settore che invece in Italia è così importante. Tra l'altro Cristian Moretto ci raccontava anche di quanto sia stato difficile trovare delle persone, gli scrutinatori, i presidenti di seggio, cioè è stato difficile qui a Portogruaro trovare personale per seguire questa tornata elettorale. Anche questo forse è un dato che fa coppia un po' con l'affluenza in calo. Sì, ne discutavamo infatti in questi giorni durante le operazioni di voto. Sì, perché comunque diciamo dare la propria disponibilità come scrutatorio presidente di seggio è innanzitutto un impegno civico, cioè il sentirsi necessari per garantire un processo democratico. Il fatto che sempre meno persone diano la disponibilità, che ci sia insomma la fatica a trovarla, perché poi i seggi sono stati tutti coperti ovviamente, però con una certa fatica ci dimostra anche forse il fatto, lo dicevo ieri a più di qualcuno, che sarà il caso di incominciare a
programmare con calma, ma incominciare a programmare anche un cambio sulle modalità di voto, che per come la vedo io deve rimanere necessariamente fisico, ma forse deve essere digitalizzato in tutta una serie di altri processi che riguardano la registrazione dei voti, ad esempio. La digitalizzazione che potrebbe coinvolgere anche le... Sì, Cristian. Io ti ringrazio per il momento. Ti sento. Ti ringrazio te, Alberto Pivetta. Se mi dai ancora un minuto, Cristian, però volevo dirvi in diretta che nel Veneto orientale ha già espresso 2 primi cittadini. Al volo Oscar Cicutto per Teglio Veneto, era l'unico candidato, è sindaco uscente, quindi è il suo secondo mandato, 57,8% di preferenze, dunque il quorum è stato raggiunto. E il secondo è Gianluca Falcomer, Cinto Cao Maggiore, anche qui c'è già il sindaco che è il suo terzo mandato, quindi il Veneto orientale ha già espresso 2 primi cittadini. Quindi Teglio e Cinto Cao Maggiore. Ti ringrazio davvero, Anna, ci risentiamo fra pochissimo. Grazie Anna De Roberto, Alberto Pivetta e Sara Moretto, grazie, ci collegheremo più tardi con Portogruaro. Allora abbiamo pronta, vedo Ilaria Marchiori, però prima vorrei proprio una battuta flash, poi ci ritorno, di Alberto Ruggin, Stati Uniti d'Europa. Ruggin, è andata davvero male per le forze europeiste? Ma allora dobbiamo distinguere il piano per quello che riguarda il voto italiano e il voto europeo, perché se guardiamo il voto europeo, la coalizione che sosteneva Ursula von der Leyen perde 15 europarlamentari, ma è in salute e probabilmente Ursula von der Leyen sarà confermata come Presidente della Commissione europea. Questo lo dicono ormai già tanti indicatori. La stessa sconfitta di Macron, che magari prevedeva una possibile entrata in scena di Mario Draghi, viene spostata e si va più verso una riconferma di Ursula von der Leyen. Quindi le forze sovraniste restano all'opposizione. Sceglierà Giorgia Meloni cosa fare o cosa non fare, se entrare con le forze europeiste, quindi socialisti, popolari e liberali. Per quello che riguarda il voto italiano, sicuramente le forze liberali, quando ci si divide, si paga la scottatura, quindi Calenda ha fatto questa scelta folle di non aderire al progetto degli Stati Uniti d'Europa, che era aperto a tutte le forze liberal democratiche. Sicuramente c'è anche un problema dentro la nostra lista, che probabilmente non è stato percepito dall'elettorato questa operazione politica. C'è un'autocritica che adesso secondo me deve essere aperta una riflessione. Sicuramente l'elettorato di Italia Viva e di Più Europa sono 2 elettorati molto diversi, probabilmente non è stata compresa anche dal nostro elettorato questa scelta che vede un sistema proporzionale puro che ci ha costretto ad andare con forze che sono nel gruppo di Renew Europe. Ripeto, vediamo adesso quello che accadrà a livello europeo. In Italia sicuramente per noi è una sconfitta, bisogna avere il coraggio di ammettere quando la sconfitta è palese, però anche cogliamo altri segnali come appunto le forze progressiste, pensiamo anche alle forze alleate come il Partito Democratico, che comunque avanza di parecchio rispetto all'ultima tornata elettorale. Quindi ci sono diversi segnali da cogliere. Sicuramente Giorgia Meloni è in piena salute con Fratelli d'Italia, però c'è il tracollo della Lega in Veneto che viene triplicata appunto da Fratelli d'Italia. Allora Ruggin, resti con me, vado a Mestre da Ilaria Marchiori. Ilaria Marchiori che si trova, se non sbaglio, nel quartiere generale di Fratelli d'Italia. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Non sbagli, ci troviamo proprio qui nel quartier generale di Fratelli d'Italia a Mestre. Stiamo anche aspettando l'arrivo del senatore Raffaele Speranzoni. In attesa però siamo qui con Elia Bettin, dirigente provinciale del partito. Allora, innanzitutto Bettin, un risultato importante per il partito, in particolare proprio per la nostra regione. Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi del risultato, in particolar modo del Veneto, 37, quasi 38% in valore percentuale e in numero di voti, anche in numero di voti assoluti, abbiamo aumentato il consenso all'interno degli elettori. Questo ovviamente va a premiare il buon lavoro del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, infatti con un boom di preferenze. Questo dà fiducia non solo alla classe dirigente ma anche all'intero esecutivo della buona strada e del buon governo. In Veneto abbiamo fatto un risultato eccezionale, oltre ogni aspettativa. Siamo ovviamente contenti e soddisfatti del lavoro di tantissimi amministratori locali, dirigenti del partito, militanti, simpatizzanti che hanno apprezzato la linea e i candidati. Infatti siamo orgogliosi di vedere Elena Donazzan, assessore regionale, come una delle prime elette al Parlamento europeo. Abbiamo
In provincia di Venezia un ottimo risultato con il coordinatore provinciale Pavanetto che raggiunge il primo degli eletti dopo il Presidente Meloni. Questo è veramente un grande traguardo, frutto di tanto lavoro sul territorio e ovviamente che ci ha ripagato in termini di consenso elettorale. Ecco Bettina, è innegabile che c'è stata una bassa affluenza però alle urne. Purtroppo la bassa affluenza alle urne è stata riscontrata e qui è un dovere che noi politici trasversalmente, di destra e di sinistra, del centro, dobbiamo prenderci a cuore, perché siamo in una democrazia e il dato delle affluenze è, non dico terrificante, ma ci fa veramente pensare con un pensiero molto preoccupante. La democrazia si regge sul consenso popolare. Qualora non ci fosse determinato consenso popolare sarebbe veramente una sconfitta per tutti. Quindi l'obiettivo da qui ai prossimi anni è prendere quegli elettori sfiduciati dalla politica, farli riappassionare e rinnamorare della politica, perché la politica è fare qualcosa per la comunità, fare qualcosa per la società. Ilaria. Chi è andato a votare però appunto ha espresso la sua... Sì, Cristian. Se sei d'accordo ti lascio un momento, torno da te fra pochissimo perché ho diversi zaini Certamente, in ci diretta. sentiamo più tardi. In attesa anche di Raffaele Speranzon che è un po' uno dei protagonisti della giornata. Grazie davvero Ilaria Marchiori. Allora, siamo in attesa di collegarci anche con Pove del Grappa, ci sono i primi sindaci, soprattutto in quei comuni dove lo sfidante era il quorum. Monica Smiderle forse ci sta sentendo, vedo che si sta ibridando nel linguaggio tecnico. Allora, prima di andare a Pove del Grappa un veloce scambio di battute tra Rugin e Zabai. Rugin, serve sostanzialmente a questo punto per Stati Uniti d'Europa dialogare con il Partito Democratico? Ma io, come sa e come mi sono già espresso, a parte che le elezioni politiche noi rispetto ad Azione e Calenda siamo sempre andati col Partito Democratico sia alle elezioni del 2018 che al 2022 che furono il motivo di rottura con Calenda. Io credo che la politica del doppio forno che ci distingue da Calenda e Renzi, che in Basilicata, in Piemonte vanno col centrodestra, in tanti comuni si sono alleati col centrodestra, non paga. La nostra coerenza che abbiamo avuto sempre di 850.000 voti sia nel 2018 che nel 2022 questa volta non ha pagato, perché secondo me l'elettorato ci ha punito perché siamo andati con dei partiti che fanno la politica del doppio forno. La coerenza viene sempre pagata, cioè, nel senso la coerenza viene premiata in politica, vedi Giorgia Meloni che coerentemente è sempre stata all'opposizione e non si è mai alleata con nessuno. Noi questa volta che abbiamo fatto questa scelta abbiamo sicuramente avuto una penalizzazione da parte dei nostri. Quindi Renzi è stata una palla al piede? Io penso che insomma Renzi in tutti i sondaggi di gradimento sappiamo non essere più tanto amato dagli italiani. Va aperta una riflessione su questo e probabilmente se noi abbiamo avuto dei risultati più o meno simili andando da soli in passato, bisogna domandarsi perché abbiamo avuto gli stessi risultati con Italia Viva Insieme. Zabai, prima lei diceva noi dobbiamo guardare a VS, quindi all'Alleanza Verdi e Sinistra, che ha ottenuto un risultato rotondo importante. Però appunto sempre nella logica dei numeri il PD è costretto anche a guardarsi. Sì, ma chiaramente io lo dicevo prima, cioè per me il concetto è molto semplice, più che di campi larghi eccetera, per me è una questione di alternativa politica su cui noi dobbiamo costruire rispetto al governo. Per me come è legittimo confrontarsi con una parte più di sinistra, quindi più progressista come può essere Alleanza Verdi Sinistra o il Movimento 5 Stelle, è legittimo che noi prendiamo ciò che di buono c'è dalla posizione del progressismo liberale e social liberale, per cui io non sono, penso che concordo sul fatto... Quindi anche Matteo Renzi? No, allora chiariamo una cosa, Matteo Renzi ha fatto una scelta, si diceva prima, di campo, collocandosi alternativo al Partito Democratico, contro il Partito Democratico, lo rivendica a ogni piè sospinto, l'operazione che ha fatto l'ha fatta anche in un'ottica di tentativo di influenzare a destra il Partito Democratico, per cui noi non possiamo in questo momento, credo, continuare a rincorrere la persona. Noi quello che possiamo
fare è stare su dei temi. Io mi confronto quotidianamente con persone che fanno parte del campo, diciamo, più moderato, e non è che il Partito Democratico, perché ha la guida di Elly Schlein, non è in grado di interloquire su dei temi anche con quella parte lì. Cioè, questo è il concetto per me. A me di Matteo Renzi, di quello che fa, sinceramente non me ne frega niente. Non mi piacciono i partiti personalistici, li ho sempre ripudiati, è il motivo per cui sono nel Partito Democratico. Va bene il dialogo, va bene aprire, va bene il dialogo con gli elettori di quella parte lì e con i rappresentanti di quel partito e dei partiti liberali, che abbandoneranno l'atteggiamento da galletti del pollaio e si porranno in una maniera dialogante e interessati a costruire un'alternativa. Quando l'abbiamo fatto, vedasi il salario minimo, vedasi altre cose, questo ha portato dei risultati. Allora, Pove del Grappa. Posso dire una cosa? Sì, velocissimo, Ruggin, Pove del Grappa. Queste elezioni amministrative noi siamo alleati col centro-sinistra praticamente ovunque, vedi anche a Firenze, dove sosteniamo la candidata del PD e Renzi invece è una sua candidata. Ci sono delle differenze enormi, ripeto, con Italia Viva, sulle quali noi adesso dovremo riflettere, sulle quali noi dovremo fare delle valutazioni. Sono d'accordo che i partiti personalistici, tant'è vero che uno dei requisiti degli Stati Uniti d'Europa era non mettere nessun nome di nessun leader, quindi né di Renzi né di Bonino, e ripeto, adesso vediamo come andranno le cose, però c'è una netta differenza tra il modo di approcciare l'Italia Viva e di Calenda rispetto a quello di Più Europa, che io rivendico. Quindi diciamo, Ruggin, l'abbraccio di Emma Bonino o meglio l'abbraccio di Renzi a Emma Bonino è stato mortale. Beh, i dati parlano chiaro, ripeto, se voi andate a vedervi i sondaggi di 2 mesi fa, Italia Viva era data al 3% da sola e noi eravamo dati al 2,8% da soli, quindi è vero, per l'ennesima volta, questo basta anche vedere ad esempio altre liste come Libertà e queste cose qua, che le somme di tante sigle non portano mai alla somma reale matematica. Questo anche per Azione, che aveva 6 sigle dentro. Questa cosa dobbiamo veramente metterci in testa. Bisogna semplificare. Che noi non potevamo andare con il PD a queste elezioni per una semplice questione pratica. Mentre Renzi e Calenda vengono dal PD, noi radicali di Più Europa siamo sempre stati nei liberal democratici di Renew Europe, dell'ALDE in Europa, quindi è proprio una questione di famiglia politica, non siamo mai stati del PSE. Quindi abbiamo dovuto fare dell'alleanza con questi soggetti politici di Italia Viva, speravamo anche di aprire ad Azione, però questi sono i risultati sui quali noi dobbiamo aprire una riflessione. Allora, Pove del Grappa, Monica Smiderle, c'è già il sindaco Pove del Grappa. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Cristian, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, a Pove del Grappa c'è già il sindaco, e qui con me il sindaco uscente Francesco Dal Monte. Allora complimenti sindaco. Il grande avversario era appunto il quorum, perché essendoci un unico candidato sindaco c'era necessariamente da superare il quorum del 40%. Non ti nascondo Cristian che io avevo sentito il sindaco giovedì pomeriggio ed era un po' preoccupato. Ero un po' preoccupato perché combattere con i numeri non sono tanto abituato, però siamo riusciti ad arrivare quasi al 73% e ringrazio chiaramente i cittadini di Pove che in massa sono recati ai seggi. Ieri a che ora è stato superato il quorum? Col secondo step, quindi al mezzogiorno. Quindi a mezzogiorno insomma lei ha tirato davvero un sospiro di sollievo. Sì, assolutamente. Sì, poi siamo andati in discesa fino alle 23 con numeri appunto da record, diciamo, per il territorio. Numeri importanti perché è stato raggiunto il 72,73%, un dato sicuramente molto buono. Sì, assolutamente, siamo felicissimi. Speravamo appunto di un po' copiare le percentuali degli anni scorsi, le elezioni precedenti, ci siamo riusciti quindi bene, anche perché vedendo un po' com'era l'andamento generale italiano, insomma, ha ancora maggior rilievo questo numero. Oggi a che ora ci sarà indicativamente la proclamazione? Ma alle 2 c'è lo spoglio, verso penso le 3:30, 3:30 ci sarà la proclamazione. Senta Sindaco, allora i cittadini di Pove le riconsegnano le chiavi del municipio e insomma in qualche modo incoronano la sua precedente amministrazione. Beh sì, grazie intanto. Sì, sono stati anni chiaramente difficili, perché sappiamo tutti insomma un po' cosa è successo in questi anni. Evidentemente insomma qualcosa di buono l'abbiamo fatto, adesso abbiamo una squadra parzialmente nuova, o meglio abbondantemente nuova, e partiamo con nuovi ragazzi, nuove persone, competenze diverse, età diverse, e vediamo di dare ancora più spunto, ancora più velocità a questo paese. È
una lista, il sindaco ci tiene a dirlo, assolutamente civica. Sì, assolutamente. A 360 gradi prendiamo tutte le fasce anche politiche della cittadinanza. Senta sindaco, perché insomma c'è poca voglia di fare amministrazione? Nel senso, anche a Pove del Grappa un unico candidato sindaco. Che cosa frena la gente? Perché non ci si mette in gioco? Innanzitutto non è facile assolutamente, adesso ci vuole un impegno 24 ore su 24 davvero. E poi le variabili sono tante, abbiamo visto che un po' di disaffezione alla politica c'è e probabilmente dopo magari un paese che va meglio ha meno esigenze di trovare una concorrenza per aumentare il livello di benessere del paese. Insomma, ci sono tante motivazioni, penso. Allora, va anche detto che Pove del Grappa è il paese di Elena Donazzan. Dimmi, Cristian. Prego. Certo, scusa se ti ho interrotto, prego. Ti chiedo, il paese di Elena Donazzan, no? E va riportato il dato, vi rubo solamente un attimo, di Fratelli d'Italia che raggiunge il 43,49% delle preferenze. In particolare Donazzan ha raccolto 396 preferenze. Ecco, andava detto appunto il dato riferito nello specifico a Fratelli d'Italia e a Elena Donazzan, visto che ci troviamo nel suo paese. Hai fatto benissimo Monica, anche perché Elena Donazzan è stata nostra ospite poco fa. Quindi grazie davvero Monica Smiderle, grazie al sindaco Del Monte e congratulazioni per la riconferma. Vedo già pronta, ha cambiato location, ma resta a Vittorio Veneto perché è la sfida delle sfide Lina Paronetto, che è passata da Giuseppe Braido a Mirella Bagliana. Buongiorno Lina. Buongiorno Cristian, sì, abbiamo cambiato location ma ci siamo spostati di 40 metri forse perché qui è tutto concentrato tra il quadrilatero. Mi permetto di farti una sottolineatura Cristian prima di sera, Giovanni Braido, non Giuseppe, se no poi ci telefona e si lamenta magari. Allora, a parte che le urne sono chiuse per cui non facciamo nessun danno, però insomma. Allora, siamo con Mirella Bagliana, candidata del centro-sinistra, siamo qui in Piazza del Popolo, godetevi questo sole perché non è detto che durerà, abbiamo visto le previsioni per stasera abbastanza nefaste, ma noi intanto teniamo duro. Mirella Bagliana, allora, città della vittoria, medaglia d'oro della Resistenza, con una storia comunque di sinistra, centrosinistra, solida, riconfermata dal voto alle europee, perché comunque il Partito Democratico si è assestato quasi a un 24%, è il secondo partito della città dopo Fratelli d'Italia, che comunque ha fatto un exploit che magari poteva essere anche inferiore, invece insomma ha retto bene 32%, la Lega è scesa rispetto ai tempi d'oro intorno all'11%, cosa si aspetta per oggi pomeriggio naturalmente e commentiamo un po' questi primi voti. Sì. Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, sì, attendiamo i risultati, lo spoglio che inizierà verso le 14, però già si può fare una prima considerazione. Come dicevamo, il centro-sinistra regge in città, non solo col Partito Democratico ma anche con tutti gli altri partiti un po' satelliti, e questo ci fa ben sperare eventualmente, sicuramente, quantomeno per un ballottaggio. Il centrodestra altrettanto abbastanza forte, però come sappiamo il centrodestra è spaccato in città, quindi le ipotesi che si prospettano sono molteplici e con tante variazioni. La cosa che vorrei sottolineare è la diminuzione dei votanti rispetto al 2019, questo è un po' preoccupante, anche perché noi siamo fortemente convinti che la partecipazione sia una cosa importante, abbiamo spinto tantissimo nella nostra campagna elettorale sul coinvolgimento dei cittadini, quindi noi speriamo e siamo ancora fiduciosi che ci sia ancora una volta una partecipazione da parte dei cittadini di Vittorio Veneto, che ricordiamo prima è proprio città medaglia d'oro al valor militare e proprio per la sua attività e partecipazione.
Ecco Mirella, un 49%, 50% dai secco l'affluenza, ma abbiamo visto comuni che avevano le amministrative, mi viene in mente scorrendo la lista dei comuni al voto anche con le comunali, c'è un Meduna di Livenza che ha raggiunto quasi il 69%, quindi 20 punti percentuali. Cos'è che manca secondo lei per andare oltre insomma questo 50% quantomeno? Sì, secondo noi è venuto meno anche in questi anni proprio il coinvolgimento dei cittadini stessi. È vero che Città di Vittorio Veneto è un comune abbastanza importante con i suoi 28.000 abitanti, però l'impegno da parte delle amministrazioni deve essere più marcato rispetto al coinvolgimento proprio dei cittadini, anche la questione dei quartieri periferici. Abbiamo avuto un calo abbastanza forte per quanto riguarda i votanti, soprattutto nelle zone di periferia, tra virgolette, che noi consideriamo comunque centrale della città, tipo la Valle Pesina o la Val dei Fiori, e ecco allora qui sta a significare che le amministrazioni che andranno poi a governare la città devono avere un occhio di riguardo per questi territori e puntare tantissimo sul coinvolgimento dei cittadini e delle persone. A proposito di chi andrà a governare, abbiamo detto un'ipotesi in questo momento che viene da fare guardando i numeri delle europee, però sappiamo tutti che spesso e volentieri poi non si riflettono su quelli delle amministrative. Abbiamo il fattore da re che dobbiamo andare a vedere poi quanto peserà, che sostiene Gianluca Posocco. Vista così, dicevamo prima anche con Braido-Balliana al ballottaggio con un centrodestra che potrebbe parzialmente ricompattarsi in vista delle urne fra 15 giorni. Sì, allora intanto teniamo ancora buono finché non c'è lo spoglio definitivo, diciamo stiamo un po' attenti sullo sbilanciamento rispetto anche alle nostre posizioni. Diciamo che dal mio punto di vista in città c'è tanta voglia di cambiamento e c'è la possibilità di tenere aperte, voglio dire, le discussioni, i colloqui con tutte le realtà territoriali e con tutte le forze politiche, quindi non lo so se ci sarà un'unità del centrodestra, perché sono stati veramente spaccati in questa campagna elettorale e anche perché poi ci sono dei valori di base secondo me molto importanti in alcuni, anche per la questione di Tony D'Arà, insomma, quindi lui ha sempre rivendicato la questione di essere molto vicini ai valori, insomma, democratici, insomma, del paese per quanto riguarda l'aspetto politico, quindi voglio dire i scenari che saranno molto vari e rimarranno aperti. Ecco, noi siamo propensi per coinvolgere il più possibile, ripeto, tutti i cittadini ma anche tutte le forze politiche che eventualmente vorranno fare un percorso con noi. Comunque lei si aspettava e si aspetta di andare al ballottaggio? Allora sì, al momento sì, quindi chi mi conosce sa che sono molto responsabile e faccio fatica a far pronostici, diciamo che ci aspettiamo quantomeno il ballottaggio, ecco sì. Benissimo, poi lo vedremo, i giochi si faranno velocemente vista anche l'affluenza non elevatissima, per cui vedremo più tardi se sarà davvero così. Ringrazio davvero per la disponibilità Mirella Balliana e restituiamo insieme a Simone Merlo la linea allo studio. Cristian. Grazie mille Lina, grazie davvero. Rimaniamo in campo centro-sinistra perché adesso la parola passa ad Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno Martella. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Martella, insomma, questa è una giornata felice per il Partito Democratico. Direi di sì, siamo molto soddisfatti per il risultato a livello nazionale, che è un risultato davvero straordinario, in controtendenza rispetto agli altri partiti progressisti europei, in crescita rispetto alle ultime elezioni e che consolida il Partito Democratico come primo partito dell'opposizione, come secondo partito a livello nazionale, con una distanza che esiste certo nei confronti di Fratelli d'Italia, ma che sarà una distanza colmabile. Anche in Veneto il risultato è un risultato molto positivo, noi aumentiamo di circa 3 punti rispetto alle elezioni politiche del 2022, consolidiamo il risultato delle elezioni europee del 2019, quando c'erano con noi formazioni politiche o personalità politiche che poi hanno costituito altre formazioni, mi riferisco a Calenda e a Renzi, e nel Veneto abbiamo un risultato significativo nelle città, siamo il primo partito
sull'asse Patreve, il primo partito a Padova, Venezia e a Treviso. Questo ci fa ben sperare rispetto al futuro, continuando il lavoro che sappiamo essere un lavoro lungo e faticoso anche in vista delle prossime elezioni regionali. Allora dovremo avere fra pochissimo anche una nuova proiezione proprio sui seggi all'Europarlamento elaborata dal nostro Francesco Ceron. Fra poco ve la mostreremo. Martella, chi va dei candidati PD veneti all'Europarlamento? Moretti, Beh, anche questo è un ottimo risultato, perché se tutto verrà come verrà confermato, i due eletti, Veneto avrà due eletti, Alessandro Zan e Alessandra Moretti. Questo è un dato assolutamente significativo, assieme poi alle elezioni del presidente Bonaccini e della parlamentare europea uscente Elisabetta Gualmini. Ma insomma, avere due parlamentari veneti fin dall'inizio, cioè senza aspettare subentri come è avvenuto la volta scorsa, è un risultato significativo che la dice anche del valore del Partito Democratico della nostra regione. E poi il Partito Democratico, come numero di eletti a livello nazionale, sarà la delegazione che conterà di più a livello europeo, e anche questo è assolutamente significativo. Ecco, vedevate prima appunto questa nuova tabella predisposta da Francesco Ceron. 21 sono i seggi attribuiti al Partito Democratico. Ricordava prima a Zabai che quindi la delegazione italiana, Martella, sarà quella più importante a livello europeo nella compagine dei socialisti. Nella compagine dei socialisti sarà, adesso vedremo gli ultimi calcoli, ma sarà la più importante per il numero di consensi ottenuti e per il numero di parlamentari che il Partito Democratico esprime a livello nazionale sul numero complessivo dei parlamentari a livello nazionale. In più, credo anche che si possa dire che il Partito Democratico e gli altri partiti del socialismo europeo saranno fondamentali per la costruzione di una maggioranza in Europa, perché senza queste forze non sarà possibile costruire un governo dell'Unione Europea, e quindi crediamo di poter assolvere da questo punto di vista anche un altro ruolo fondamentale, cioè quello di evitare uno spostamento dell'Europa sull'asse dei sovranisti, sull'asse degli ultranazionalisti e dei movimenti di destra, che abbiamo visto aver avuto un'affermazione in parecchi paesi dell'Unione Europea. Elly Schlein promossa, quindi fino a qualche settimana fa c'era chi agitava anche possibili richieste di dimissioni e quant'altro. Questo risultato non esclude tutto ciò, anzi. Sicuramente non noi abbiamo fatto questo tipo di richieste, anzi ci siamo tutti quanti impegnati al massimo perché queste elezioni potessero andare bene, e il fatto di aver puntato il periodo delle elezioni e anche prima a stare tra la gente, a dialogare e a presentare le nostre proposte sui temi della sanità, dei redditi, del lavoro, credo abbia pagato, e questo ha mosso nei nostri confronti l'elettorato, e questo premia Elly Schlein, la cui leadership è sicuramente più forte ancora dopo l'esito di queste elezioni europee. Leadership sicuramente rafforzata, però ci sono dei leader, delle leadership europee che escono con le ossa rotte, quindi Olaf Scholz, i socialisti tedeschi, i socialisti francesi, per non parlare della forza politica che rappresenta Emmanuel Macron. Questo significa che appunto il PD ha una bella responsabilità. Detto questo, Martella, il Partito Democratico sarebbe disposto a governare in Europa con una compagine che arriva fino a Giorgia Meloni? Ma sa che io penso che questa domanda andrebbe rivolta a Giorgia Meloni, chiedendole se, vista la collocazione atlantista e europeista che ha avuto in questi mesi,
e che le ha dato anche un vantaggio evidentemente per le scelte che sono state fatte, e sarà disponibile a convergere su una maggioranza tipo quella attuale, cioè che vede Ursula von der Leyen al governo dell'Europa. Mi pare improbabile che ci possa essere, anzi non può essere dal punto di vista dei numeri, un spostamento così a destra, né il Partito Democratico e i partiti progressisti potrebbero mai stare in una collocazione con i partiti di destra, magari se Meloni scegliesse questo tipo di condizione, ma non ci sono proprio i numeri perché questo possa avvenire. Cioè i partiti di destra hanno avuto un'affermazione, ma non sarà possibile trovare un governo dell'Europa con i partiti di destra nazionalisti, e dovranno fare comunque i conti con popolari e socialisti. E ultimissima cosa, Martella, senta, è indubbio che questo voto pesa in vista delle regionali 2025 o primi mesi 2026, pesa e come? È già iniziato il rendezvous all'interno del centrodestra, il centrosinistra esce tonificato, e quindi accelererete su eventuali decisioni, candidature? Ma quindi noi proseguiamo il nostro lavoro come abbiamo fatto, parlando dei temi, quando gli altri hanno parlato prevalentemente delle poltrone. Ha avuto un effetto positivo questo per Fratelli d'Italia. La Lega è a circa 5-6 punti da noi, a dimostrazione della crescita, del consolidamento del Partito Democratico. Forza Italia non ha superato la Lega, e la Lega si è spostata ulteriormente a destra. Credo che nell'ambito di quella coalizione qualcosa potrebbe avvenire, e quindi io credo che analizzeremo bene questo risultato, ma che sicuramente si potrà aprire una fase nuova anche per il Veneto. Allora Martella, io la ringrazio davvero, ci aggiorneremo nel corso di questa giornata molto lunga. Come le vede le amministrative? Eravamo a Vittorio Veneto, il voto delle amministrative ricalcherà quello delle europee? Allora, nelle ultime elezioni si è visto molto spesso che non sempre c'è coincidenza tra il voto delle europee e il voto delle amministrative, perché nel voto delle amministrative contano molto di più le persone, il radicamento cittadino, ci sono tanti candidati in consiglio comunale e tante liste. E questi dati a me fanno avere delle speranze in parecchi comuni dove potremo andare al ballottaggio e quindi poi aprire una seconda partita a livello di secondo turno. Allora, grazie Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, che oggi esulta. Grazie Martella. Grazie a voi. Allora, io adesso vi faccio sentire le parole di Salvini. Prima però di farvi sentire le parole di Salvini, saluto e ringrazio Marco Zabai del Partito Democratico. Grazie Zabai. Grazie Guido Rizzo di Fratelli d'Italia, vi lascio i vostri festeggiamenti. Al sonno. Al sonno, ecco. Sì, un po' di riposo. Potete recuperare le abbiamo le amministrative. Infatti adesso io vado a Mogliano. E io a Vittorio. Lei va a Mogliano, quindi presidia il fortino di Mogliano. Noi sosteniamo Nilandi, con forza Giacomo. Giacomo Nilandi, secondo lei? Beh, noi abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, quindi crediamo che anche su questo i cittadini di Mogliano avranno avuto l'opportunità di scegliere un buon sindaco, e crediamo che possa essere Giacomo. A Vittorio Veneto invece Guido Rizzo, lei è responsabile elettorale tra l'altro di Fratelli d'Italia per... Io a Vittorio sono convinto che come con Giovanni faremo un ottimo risultato con Braido. Lui ha prima giustamente detto puntiamo al ballottaggio perché obiettivamente è una partita difficile. Io dal primo giorno ho detto, mi sono permesso di dire ragazzi, cerchiamo di mantenere distanti le polemiche dai cittadini, perché i cittadini, soprattutto i cittadini di centrodestra, tante faide non le capiscono. Insomma, staremo a vedere. La piazza vittoriese è sicuramente una tra le più importanti. Allora, Matteo Salvini e subito dopo, qui in studio al posto di Zabai, Mario Conte, sindaco di Treviso, esponente di spicco della Lega. Mi dispiace. Zabai, un po' di fair play. La percentuale della Lega è cresciuta rispetto alle politiche? Sì. Abbiamo avuto avversari esterni? Sì.
Abbiamo avuto uno dei fondatori, nonché precedente segretario, che a urne aperte ha annunciato che votava un altro partito. Sì, sono cose abbastanza complicate da gestire e penso che nessuno ieri sera, visto che gli exit poll, gli instant poll, chiamateli come volete, ci davano dal 7, 7,5, 8, massimo per cento, ci svegliamo a 9 ed è una bella giornata di sole. Ci sono delle città, soprattutto i capoluoghi, dove facciamo fatica? Storicamente sì. Storicamente nelle grandi città, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, la Lega è da sempre più forte nella provincia, nei piccoli comuni dove ci sono relazioni sociali più forti, mentre nelle grandi città storicamente da 30 anni soffriamo di più e quindi bisogna capire perché, per come, per recuperare anche la fiducia delle grandi città. Detto questo, avrei messo non una ma 3 firme ieri sul risultato di oggi. Io poi sono uno che non si accontenta mai, quindi laddove i dati non sono positivi cercherò di capire assolutamente come lavorare di più e meglio. Però, se avessero chiesto ai 3 leader del centrodestra firmate per la crescita di tutti e 3 per la crescita percentuale del governo, penso che tutti avremmo sottoscritto. Ministro Antonio Torrisi, Agenzia Vista, ha parlato degli altri, ha parlato del PD, ha parlato della sinistra. Che segnale è l'elezione, insomma, la nomina della Salis con Alleanza Verde e Sinistra? Se ha un segnale particolare? Quando i cittadini votano hanno sempre ragione. E quindi, come è stato legittimo candidare Ilaria Salis, è stato legittimo da parte degli italiani votarlo. E quindi si siederà nello stesso Parlamento di Roberto Vannacci. Questa è la democrazia, vuol dire che è giusto così. Non sta a me commentare quello che hanno scelto i cittadini. Segretario, scusi, sempre sui... Ragazzi, Rosanna Magnano, Radio 24. Il dissenso interno non è però solo di Bossi, no? Viene anche da quei governatori apprezzati che hanno preso un po' le distanze dalla candidatura di Vannacci e anche dal ministro Giorgetti. Come gestirà internamente queste... Prendere distanze mi sembra un'affermazione assolutamente priva di fondamento. Allora, questo era Matteo Salvini, utilizzo questo tempo imperfetto, Mario Conte, era o è? E sarà Matteo Salvini? No, è Matteo Salvini, quello che ha commentato l'analisi, ha fatto l'analisi del voto, è il nostro leader. Ci siamo politicamente, perché sennò poi è un macello. Era, casomai, o è politicamente? No, era e è, ovviamente... ci sarà anche un momento di confronto per capire dove questo partito vuole andare. Allora, sono entrato a gamba tesa, chiaramente lo avete riconosciuto, Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente dell'ANCI regionale, esponente di spicco della Lega, e insomma avete riconosciuto anche Ferdinando Varino, vice direttore di Media Nord. Buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qua. Allora, i dati ci sono, abbiamo i dati definitivi, insomma il quadro è chiarissimo, insomma è molto molto chiaro. Rispetto ad altre elezioni, non so se concordi Ferdinando, non c'è l'ombra di ho vinto io, no, ho vinto io. Il dato è veramente... Sì, e infatti ho ascoltato anche la conferenza stanotte, molte cose poi non abbiamo potuto trasmetterle, pur dovendo ringraziare ancora il nostro pubblico perché ha seguito con grande attenzione anche le straordinarie di Ring, di Antena 3, delle nostre emittenti. Quindi devo dirti che ho ascoltato Conte ha ammesso immediatamente quella che è una sconfitta, ma d'altronde ci sono 3 dati tra tutti: il successo di Fratelli d'Italia che cresce nettamente, la riduzione in parte della Lega ma grazie a Vannacci, abbiamo fatto un po' di conti, insomma tiene, definiamola così, il successo personale o comunque del PD grazie alle candidature messe in campo, quindi di Elly Schlein e tante altre cose, Alleanza Verdi Sinistra come abbiamo detto, Forza Italia che supera a livello nazionale
la Lega. Guarda, Vannacci, ho fatto poi i conti, tra tutte le circoscrizioni sono 530.755 voti. In tutta Italia? In tutta Italia, quindi tutte le circoscrizioni. C'è un Meloni fenomeno... 2.360 e via, Tajani 394.328. C'è un fenomeno che mi piace insomma, portare sul tavolo della discussione. Se guardate il presidente di ANCI nazionale, Antonio De Caro, solo nella circoscrizione Italia meridionale 496.000 preferenze. Un numero plebiscito incredibile. No, giusto perché è il mio presidente in ANCI nazionale, devo dire che ha fatto un risultato davvero clamoroso. Quindi lei esulta molto di più per il risultato di De Caro che per quello di Vannacci. No, Vannacci ha il merito di aver... No, Vannacci, siamo qui in trasmissione e siccome i cittadini... Tra l'altro sono anche molto attenti, i vostri telespettatori hanno potuto ascoltare anche diverse trasmissioni, quindi si sono anche molto formati, bisogna dire le cose come stanno. La Lega in questo passaggio elettorale si è salvata grazie anche al contributo in termini di voti del generale Vannacci, che in Veneto, nella nostra circoscrizione, magari non ha così sfondato. È altrettanto vero che ha preso molti più voti di quelli che pensavamo e in altre circoscrizioni ha fatto un ottimo risultato, quindi oggi una Lega così alla ricerca un po' di un'identità con il generale Vannacci è riuscita comunque a tamponare e a salvare la situazione, quindi comunque è un risultato che si... È un'analisi onesta, perché dire che si è salvata anche grazie comunque a Vannacci, in larga parte grazie a Vannacci, è un dato di fatto. Tra l'altro c'è una curiosità che Anna Maria Cisinte, che è una delle record woman delle preferenze proprio qui a Nord-Est per la Lega, la sindaca di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia ha doppiato Vannacci. Lei ha, mi pare, in totale 42.000 preferenze, in Friuli Venezia Giulia 16.000 Vannacci e 30.000 lei, insomma, quindi... Sì, ma devo dire che ci sono delle impronte territoriali, perché anche a Treviso Manera, no? il vice sindaco Manera è riuscito nella provincia di Treviso a superare nettamente il generale Vannacci. Eccolo qua il dato, lo avevamo commentato con lo stesso Manera, lo ha superato di poco ma ci è riuscito. Alessandro Manera 14.020, Vannacci Roberto 13.930. Questo è il dato della provincia di Treviso. Ricordo che il generale Vannacci ha avuto anche una spinta mediatica negli ultimi 2 mesi decisamente importante, però voglio dire, al di là degli strumenti che sono stati utilizzati, io credo che il vice sindaco Manera abbia fatto un risultato straordinario, confermando che Treviso rimane la roccaforte veneta della Lega, perché un risultato così in Veneto non l'ha fatto nessun altro e quindi Treviso si conferma leale e fedele alla Lega e poi insomma io credo che ogni tornata elettorale porta con sé delle riflessioni, cioè la vera domanda che dobbiamo porci è dove vogliamo andare e cosa vogliamo essere come partito, perché è evidente che c'è uno spostamento di consensi che poi per quanto riguarda la tornata elettorale è anche molto fluido, perché se noi torniamo indietro di 3-4 elezioni europee abbiamo visto veramente le montagne russe e il passaggio generazionale, un passaggio importante dal PD alla Lega, al Movimento 5 Stelle e ora alla Fratelli d'Italia. Quindi io invito tutti alla calma nelle riflessioni, è altrettanto vero che sono dati che sono indiscutibili e che ovviamente porteranno con sé. Ma fa un ragionamento prettamente veneto, diciamo nord-est, ma prettamente veneto, o guardiamo a livello nazionale, quindi Forza Italia che supera la Lega, gli incastri, perché poi ci sono due aspetti, scusi sindaco, ieri sera Villanova che dice se così è e verrà confermato un ragionamento dobbiamo farlo e anche noi qui, come dire Forza Italia ci ha superato e giustamente interviene De Carlo nel corso di ring e dire ma noi siamo a 3 volte tanto voi, quindi no, dobbiamo parlare di una, come dire, dobbiamo parlare di uno scenario possibile, di un orizzonte in cui è Fratelli d'Italia a mettere il candidato, oppure Tosi ancora una volta poco fa con Christian che dice ma tanto la determinazione poi è dagli incastri nazionali, no? Di chi saranno i candidati. No, dove. Guardate, io penso che il riferimento per quanto riguarda noi sia la Regione Veneto che va fra 1 anno e mezzo, 2 anni e massimo. Io credo che ovviamente Fratelli d'Italia con questo risultato giustamente pretende a esprimere il candidato e io sono il primo che dice che lo esprimano. È giusto che loro esprimano il loro candidato, dopodiché una proposta elettorale in coalizione si basa sulla qualità del candidato e sulla qualità della proposta e quindi loro esprimeranno il loro candidato, noi esprimeremo il nostro.
e vedremo quale sarà il candidato migliore che garantisce al centrodestra la vittoria. Mi sento di escludere delle primarie, diciamo come idea nel centrodestra, non è proprio del centrodestra, quindi vuol dire che si potrebbe andare anche per la propria strada. Io credo che non sia corretto nei confronti degli elettori di Fratelli d'Italia dire che a priori non spetta a loro il candidato presidente. Se loro hanno questi voti è giusto che presentino il loro candidato con il loro programma. Noi di certo come Lega presenteremo il nostro con il nostro programma. Ma significa che si potrebbe andare divisi, questa è anche come logica. Significa mica che da poco quello che dice lei. No, significa che essendo una coalizione di centrodestra che amministra a tutti i livelli insieme con dei risultati anche decisamente importanti, si saprà trovare un punto di equilibrio. Però precludere a priori che una forza politica che appartiene a una coalizione non possa esprimere il candidato, io credo sia sbagliato e non sia rispettoso nei confronti degli elettori. Quindi ogni forza metterà in campo il candidato migliore che ha e cercheremo di trovare un punto di equilibrio sul candidato che garantisce la vittoria. Ma e lei potrebbe essere questo punto di equilibrio? No, io sono il sindaco di Treviso e mi sono preso un impegno importante con i miei cittadini, tant'è che questa mattina, mentre c'era l'analisi del voto, io ero in cantiere dal sottopasso di Via Sarpi, perché sapete che io sono veramente estremamente legato alle promesse e agli impegni che mi sono presi con i miei cittadini e quindi non so dirvi chi sarà il candidato che esprimerà la Lega, però di sicuro la Lega esprimerà il suo candidato come Fratelli d'Italia giustamente pretende di esprimere. Allora, avremo degli zaini, dei collegamenti pronti, facciamo un giro veloce, che dici Ferdinando. Permettetemi di salutare Alberto Ruggin, prima che è rimasto collegato, Stati Uniti d'Europa, la sua è stata un'analisi lucidissima, grazie Ruggin. Grazie, ovviamente ci aggiorniamo presto. Allora, vedevo Chiara Gaiani dal Padovano. Anche nel Padovano ci sono già i primi sindaci, dove lo sfidante ovviamente era il quorum. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno ai telespettatori. Con Andrea Benetti siamo a Villa del Conte insieme ad Antonella Argenti, che ringraziamo, sindaca rieletta si può dire di Villa del Conte, anche se ovviamente manca l'ufficialità dalle 14 al momento della riapertura delle schede. Antonella Argenti era anche candidata alle europee per Fratelli d'Italia. Nel suo comune si è votato tanto. Come è andata anche questa questo suo debutto nell'agone delle elezioni europee? È andato decisamente molto bene, sono grata a tutti coloro che mi hanno dato fiducia, perché nonostante non siano sufficienti per ricoprire l'incarico, comunque quasi 9.000 preferenze, di cui 1.000 nella mia comunità, è andato davvero molto bene. Ecco, tenete conto che a Villa del Conte, a differenza di quanto accaduto anche nel resto del Veneto, hanno votato il 68% degli aventi diritto, erano stati il 73% 5 anni fa, quindi insomma ha tenuto, la gente è voluta andare a votare. Sì, eravamo chiaramente preoccupati del quorum, visto che siamo lista unica, però ci hanno sorpreso già nel primo pomeriggio di domenica, raggiungendo notevolmente superiore le percentuali rispetto al quorum, arrivando appunto al 68%. I cittadini ci hanno un po' dimostrato, ci hanno ripagato dell'impegno dei 5 anni precedenti e nonostante non fosse necessario andare ben oltre, ci hanno confermato le presenze di 5 anni fa. Ecco, nell'Alta Padovana, in particolare nella Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, 2 comuni sono andati alle elezioni con un unico candidato, Antonella Argenti a Villa del Conte e Sabrina Schiavon a Massanzago, 2 donne che si mettono al servizio del loro paese. Sì, stiamo vedendo un po' un'inversione di marcia rispetto al passato. Moltissime donne stanno ricoprendo ruoli importanti in politica e in tutte le professionalità, e dico per fortuna, perché la vera parità di genere la raggiungeremo solo ancora nel tempo. Naturalmente questo significa che anche le donne possono partecipare, dare molto e soprattutto che riusciamo davvero a fare la differenza in alcune situazioni, quindi in bocca al lupo anche alla collega di Massanzago. Ecco, Fratelli d'Italia tra l'altro qui a Villa del Conte ha fatto un risultato enorme, quindi si prospetta un importante impegno anche in vista delle regionali. Sicuramente io ci sarò se il partito me lo chiederà, il partito mi ha dato sostegno e io l'ho ricambiato con ben il 64% delle votazioni a favore dei Fratelli d'Italia. Allora ringraziamo Antonella Argenti, ringrazio anche Andrea Benetti. Cristian, ti restituisco la linea. Grazie Chiara, subito un flash anche da Portogruaro, di nuovo con Anna De Roberto e Alberto Pivetta. Anna. Alle 2 comincia.
Sì, eccoci Cristian. Allora siamo in compagnia di un altro candidato sindaco, Alida Manzato, e qui il caso è interessante, Cristian, anche un po' alla luce di quello che state dicendo da studio, perché Alida tanti anni in politica, è stata candidato consigliere sia per il centro-sinistra che con la destra, con Forza Italia, ci raccontavi, e oggi lei ha una civica pura, quindi la scelta un po' di non essere necessariamente caratterizzata da un partito, ma di essere espressione di fatto dei cittadini. Dopo 2 anni di commissariamento Portogruaro, perché ricordiamolo, c'è stato un commissario per oltre 2 anni, Portogruaro però non ha fatto una corsa alle urne, cioè non c'è stata la corsa alle urne, si è votato poco più del 50%. Diciamo che è il dato che forse ci deve far maggiormente riflettere, ci fa porre molte domande, perché anche noi, penso insomma anche gli altri avversari insomma fossero convinti che la partecipazione attiva al voto sarebbe stata decisamente maggiore, proprio per le ragioni che ha indicato lei. Abbiamo avuto 30 mesi di sindaco e quindi gli altri 30 mesi di commissariamento, e che bene o male, per quanto capace e volonteroso sia il commissario, non ha mai le prerogative piene insomma di un sindaco, per cui ci aspettavamo decisamente un'affluenza alle urne maggiore. Ci siamo fermati sotto il 60%, mi pare 58,36 o comunque appena sopra il 58%, e devo dire un dato piuttosto allarmante che deve far riflettere. Il dato positivo che questo 58,36% circa è sicuramente stato aiutato dal voto delle frazioni. Abbiamo avuto frazioni con quasi un 70%, e quindi per l'ennesima volta si dimostra quanto importante sia l'attenzione nei confronti delle frazioni. Il territorio di Portogruaro è un territorio vastissimo. Noi addirittura nel 2020 avevamo presentato una seconda lista insieme a Lista Civica Città dell'Emene, che si chiamava proprio 7 frazioni in comune, proprio per porre l'attenzione a quelle che sono le dinamiche, la vitalità, soprattutto l'apporto, e come insomma proprio sono dei vasi sanguigni importantissimi per il territorio di Portogruaro, e quindi anche in questa occasione insomma hanno dimostrato quasi tutte le frazioni una buonissima partecipazione, nettamente superiore rispetto a quello che è la città di Portogruaro. Devo dire, alcuni seggi invece hanno anche proprio del comune di Portogruaro hanno dato risultati eccellenti, oltre il 67-68%, però per esempio alcuni punti proprio del centro storico purtroppo sono rimasti insomma un po' inespressi. Ecco, però, nonostante i 2 anni di commissariamento in cui si dovrebbe avere davvero voglia di essere rappresentati, sì, di far sentire la propria voce. È questo che insomma ci deve porre una riflessione. Ed è questo che l'ha spinta anche a passare, diciamo, dal centrodestra al centrosinistra nella sua carriera politica, affinché le frazioni che lei in qualche modo rappresenta a loro potesse essere data voce. Che cosa significa questo viaggio, su questo suo percorso politico? E che cosa indica rispetto un po' alla personalizzazione e alla polarizzazione che abbiamo visto anche con le europee? Sono dell'avviso che il buon lavoro e il buon governo sia fattibile in qualsiasi schieramento, che sia di centrodestra o di centrosinistra, ed è quello che mi ha sempre insomma portato poi a ad accettare anche la candidatura consigliere con i vari schieramenti. Dal 2015 sono con Lista Civica Città dell'Emene, e di Città dell'Emene ho abbracciato proprio il vero senso civico. Siamo un gruppo insomma che lavora veramente per obiettivi, ed è fortissimo proprio il senso del civismo, per cui è questo che mi ha fatto comunque prendere anche la decisione anche in questa occasione di mettermi a disposizione come candidata sindaco, proprio per dimostrare innanzitutto il grande amore per questa città, ma proprio la mia determinazione e la mia ritorniamo speranza da te insomma, fra pochissimo. di poter chiarissima la candidata, c'è questo animo civico molto forte che fa parte a pieno titolo di questa campagna elettorale. In tanti, Sindaco Conte, si professano civici per non mettersi delle giacchette
scelte politiche che a quanto pare sono ingombranti. Sì, poi ci sono dei civici che sono sostenuti dai partiti, ci sono dei periodi storici dove i partiti tirano di più e quindi c'è la corsa ad avere il simbolo dei partiti, ci sono dei periodi storici dove i partiti tirano meno e quindi c'è la corsa a nasconderli. Io credo che chi appartiene a un partito non deve mai vergognarsi di esporre il simbolo. Ricordo che in occasione delle mie 2 elezioni nel 18 e nel 23 i simboli erano molto ben evidenti, facevano parte di una coalizione, c'era ovviamente anche una lista civica all'interno della quale abbiamo raccolto tutte quelle persone che magari nei partiti non si riconoscono ma si riconoscono nel candidato, però fare la corsa totalmente civico secondo me crea anche un po' di confusione nell'elettorato, perché comunque delle idee di idee politica tu devi averla e la devi esprimere. E dopo però sono scelte che io rispetto, per carità. Io vorrei vedere i simboli della Lega in tutte le... E a proposito di simboli, c'è il dato di Treviso città, del comune di Treviso. Ne abbiamo parlato anche con Alessandro Manera questa mattina con Zabai. Il primo partito politico in città a Treviso è il Partito Democratico con il 26,3%, segue Fratelli d'Italia 26,16% e Lega 14,67%. Si ripete la situazione tendenzialmente delle politiche, sono quasi gli stessi dati, dove Fratelli d'Italia aveva preso addirittura qualcosina di più, perché mi ricordo che erano venuti al tavolo della trattativa con un 28%, il Partito Democratico si aggira sempre attorno al 25, 26, 27% e la Lega 14, 15, a volte arriva al 16%, alle comunali sono arrivati al 17%. Queste sono le percentuali. Pallottoliere alla mano significa che la sinistra a Treviso vota Mario Conte. Stavo per dire questo, cioè la civica Mario Conte oppure c'è questo dato che in occasione delle ultime amministrative la lista Lega che ha preso il 17% e la lista Mario Conte che ha preso il 31% insieme unite fanno il 48% senza Fratelli d'Italia, senza Forza Italia. Quindi è evidente che c'è un elettorato anche trasversale che noi riusciamo ad intercettare e che invece in occasione di tornate più politiche come quelle europee ognuno ritorna a votare per il proprio leader, per il proprio partito. Questo sinceramente è un motivo di soddisfazione personale. Adesso che lo sentiremo Zaia, no? Tra poco, è in conferenza stampa credo dal Balbi, no? Tra poco, ma è questa cosa del sindaco di Venezia è una suggestione ancora, rilanciata da Brugnaro, che quindi spera di andare a fare lui il candidato governatore. Dovreste chiederlo a Brugnaro, francamente, che è uscito con questa proposta. Sinceramente, qualsiasi ruolo possa essere visto ideale per il presidente Zaia, io lo trovo corretto, nel senso che lui ha un bagaglio di esperienza, ha un carisma, ha una forza mediatica, politica e soprattutto ha dei valori umani straordinari che può ricoprire qualsiasi ruolo, quindi non lo so, cioè, dovreste chiederlo a Brugnaro. Io credo che dobbiamo tenercelo stretto perché è il presidente. Il sindaco sa, perché è un attento telespettatore, che non c'è sera che a Ringa non arrivi, in cui a Ringa non arrivi l'SMS Mario Conte governatore, futuro governatore. E giuro che non sono io che me lo mando. No, perché succede anche quando lei è qui, io controllo il telefono. Però diciamo, sai cosa? Artificiale. Sì, esatto. Cristian hanno costruito di fatto un possibile scenario, perché Alessandro Manera, che ha una prima candidatura alle europee, che è una candidatura con un collegio immenso, no? Che sappiamo già andrebbe anche rivisto da questo punto di vista, prende 16.706 preferenze. Uno va a vedere, può capitare che adesso scatti anche, perché no? Dagli scenari cos'è? U-Trend, credo di avertelo mandato, Cristian, U-Trend sul fronte nazionale 8 europarlamentari della Lega, a nord-est sarebbero 2 quelli che scattano, però il sindaco dice 3, possibile 3, è chiaro che bisogna vedere Vannacci, perché ci sono... Vannacci dove sceglierà, magari non sceglierà il nord-est, quindi scatterebbe Cisint, quindi dopo Cisint Borchia, che è l'uomo su cui comunque diciamo l'apparato Lega sicuramente ha corso, no? Questo non nascondiamo. Quindi Cisint, Borchia, terzo classificato Manera, vediamo anche sul conto dei resti, vi dicendo, se saranno 2 gli europarlamentari di questa circoscrizione per la Lega o 3, insomma comunque stanno costruendo un percorso anche per le future regionali, non va nascosto questo scenario, no? Questo è un po' sempre così per tutti.
Allora, io E parte da un bottino di 16.700 preferenze Manera personali che non è di tutto rispetto. No, è un bottino personale importante. Gli faccio ancora i complimenti perché tra l'altro rispetto agli altri candidati ha avuto davvero pochissimo tempo, poco più di un mese e mezzo, da quando gli è stata ufficializzata la candidatura. La circoscrizione è ampissima e quindi la scelta di concentrarsi su delle zone dove potevamo essere un po' più forti, secondo me anche premiato. Credo che sia stato un risultato assolutamente convincente e importante. Speriamo sia sufficiente, perché l'Europa e in Europa abbiamo bisogno di personalità come quelle di Manera e di competenze come quelle di Manera. Se così non sarà, abbiamo comunque un bagaglio di consenso sia dalle amministrative che da questa tornata europea decisamente importante. Ricordo che Treviso si conferma la roccaforte della Lega in Veneto. Allora, Treviso, roccaforte, perché dice? Nonostante... No, perché rispetto alle altre province Treviso si è confermata con un risultato decisamente importante. Siamo sul 15%, dopo lo vediamo. Sì, però voglio dire, no? Manera è l'unico candidato militante del territorio che ha superato qui in provincia di Treviso per esempio il generale Vannacci, e anche questo è un segnale non da poco. Così come la Cisint in Friuli. Allora, chi ha suonato la Gran Cassa questa notte per primo, e noi ce l'abbiamo, vediamo se la suona ancora la Gran Cassa, Raffaele Speranzona dal quartiere generale di Fratelli d'Italia a Mestre con la nostra Ilaria Marchiori. Allora, eccoli là. Ilaria, Raffaele Speranzon conferma tutto quello che ha detto nottetempo, ovvero che la presidenza della Regione del Veneto per il 2025 spetta senza dubbio alcuno a Fratelli d'Italia, e vuole aggiungere qualcosa? Siamo ritornati qui, è arrivato come vi avevo preannunciato prima, certo che lo riconferma, ne stavamo parlando proprio poco prima di collegarci, quanto detto appunto nel corso di queste prime ore della mattinata, ovvero che visti i risultati soprattutto nella nostra regione, le prossime elezioni regionali sono a firma Fratelli d'Italia. Mi chiedono la riconferma e eventualmente quali altre novità, perché adesso si prefigureranno anche un totonomi. Guardi, io credo che il risultato elettorale sia il modo migliore per definire quella che deve essere la griglia di partenza in qualsiasi tavolo con le forze politiche che vogliono comporre una maggioranza di centrodestra alle prossime elezioni regionali. È del tutto evidente che se il risultato di Fratelli d'Italia a queste elezioni europee è stato di 5 punti superiore rispetto a quello già straordinario del 32,5% che prendemmo un anno e mezzo fa, i veneti chiedono a Fratelli d'Italia di guidare l'amministrazione regionale, e noi non possiamo sottrarci a questo tipo di responsabilità. Per cui tra l'altro abbiamo anche questo record, questo primato nel Veneto di vedere la percentuale più alta di Fratelli d'Italia rispetto a qualsiasi altra regione d'Italia, e conseguentemente va da sé che se la democrazia ha un senso, e per noi la democrazia è la ragione per cui noi facciamo militanza politica, i veneti hanno già deciso chi deve guidare questa regione. E quindi ora bisognerà lavorare per trovare un nome. Ora abbiamo del tempo, perché per fortuna non ci sono le elezioni fra qualche settimana o fra qualche mese, abbiamo un anno e mezzo di tempo, c'è tutto il tempo per capire all'interno della nostra classe dirigente, con il nostro leader nazionale, con i nostri alleati a livello territoriale, quali possono essere le figure più indicate a svolgere una funzione così importante come quella di governatore di una regione che è tra le più importanti d'Italia dal punto di vista produttivo, sociale ed economico. Quindi sicuramente adesso possiamo cominciare finalmente a parlarne. Io fino ad oggi ho evitato di parlare troppo delle regionali, così come del Comunale di Venezia, perché ritenevo che ci dovessero essere prima le elezioni europee a confermare il dato delle politiche o a smentire il dato delle politiche. Il dato delle politiche è stato sovrastato da un risultato straordinario di Fratelli d'Italia, per cui mi pare che i veneti indiscutibilmente abbiano tracciato la strada verso la quale dobbiamo indirizzarci.
Quindi, senatore, secondo lei anche i comuni veneziani al voto daranno più o meno lo stesso risultato, o in quel caso potrebbe cambiare un po' lo scenario, se andrà magari più verso la figura, la persona e meno verso il partito? Lei che cosa pensa? Tanto tra poche ore lo scopriremo. Ma guardi, lì le dinamiche delle amministrative sono completamente diverse, anche perché non sempre siamo riusciti come centrodestra a trovare coesione nell'individuare un candidato unitario, per cui potrebbe esserci in più di un comune una sfida che va a finire al ballottaggio, magari tra alcune forze politiche del centrodestra e la sinistra, quindi qualsiasi tipo di valutazione che riguarda le amministrative la rimando a qualche ora, perché in questo momento devono ancora aprire i seggi, quindi il nostro auspicio ovviamente è che possa tradursi il grande risultato che ha un peso soprattutto politico delle europee, si possa anche trasferire alle elezioni amministrative, all'apertura delle urne. Ilaria. Un buon risultato l'ha ottenuto anche, sì. Se puoi, Mario Conte, lei ha qualcosa da dire a Raffaele Speranzon in merito a quello che ha detto? No. Ciao Raffaele, sono Mario Conte. Ciao Mario. Ciao, congratulazioni intanto. Io in realtà... Parlatevi pure liberamente. In realtà prima ho confermato la tua linea, cioè è giusto che sulla base di questo risultato Fratelli d'Italia esprima sul tavolo del centrodestra una sua proposta di candidatura, così come credo che sia lecito che anche le altre forze di un centrodestra unito che dove amministra bene con dei risultati importanti possono presentare le loro proposte con l'obiettivo poi comune di individuare il candidato che garantisce a tutti la vittoria. Se sarà quello di Fratelli d'Italia saremo tutti contenti, se sarà uno della Lega o di Forza Italia. Questo chiaramente... Ma al di là del volemo bene, chi è che poi tira la sintesi? Mi sento di sposare completamente quello che... Ma chi è che fa la sintesi poi alla fine? Torna in cuffia. C'è un po' di confusione purtroppo in regia dallo studio. Allora. Non riusciamo a sentire bene. Va benissimo, chi è che fa la sintesi però? Dice il suo. Credo che la partita sia sovraregionale, nel senso che ci sono delle dinamiche nazionali che poi i nostri leader sapranno affrontare nel migliore dei modi. Non c'è soltanto il Veneto. Bisogna vedere se tra i due litiganti il terzo gode, no? Che poi sarebbe Tosi con Forza Italia. Senatore, ma la barba tagliata ha un motivo? Cioè cos'è? Una scommessa, qualcosa? Curiosità? No, non c'entra niente, tra l'altro è una scommessa ma che non riguarda la politica, ma tra l'altro dovrò farmela ricrescere assolutamente, che mia moglie ha detto che altrimenti non mi fa più entrare in casa, e tra l'altro ne approfitto, visto che parlo di mia moglie, siccome oggi è l'anniversario di matrimonio, per dirle che ti prometto che la farò ricrescere. Quindi è certo che sua moglie stia seguendo te. Io ho sempre apprezzato il romanticismo del senatore Speranzon, cioè tanto di cappello. Insomma, non è proprio romantica questa Raffaele, è troppo poco. Sul romanticismo è troppo poco come promessa. No, questa, vabbè, è il minimo per poter entrare in casa. Intanto. No, volevo dire invece a Mario Conte che invece condivido quello che dice. Allora, per noi l'aspetto strategico importante è che stia unito il centrodestra, perché il centrodestra unito è garanzia di buon governo, è garanzia di stabilità, e il risultato di queste elezioni dimostra che tutte le forze politiche di centrodestra sono cresciute grazie al lavoro che hanno fatto in questi mesi al governo italiano, perché anche la Lega, che ieri sera molti commentatori dicevano aver avuto un risultato pessimo, invece la Lega è cresciuta, è assolutamente cresciuta rispetto alle elezioni politiche, ha superato il 9%, per cui tutte le forze politiche del centrodestra sono cresciute. Più contenti di così oggi non possiamo essere, credo nessuno, se non chiaramente quelli che stanno in altri campi. Di nuovo Ferdinando, ma le elezioni quindi saranno nel 2025, poco più di un anno da adesso, o nel 2026 quindi? Visto anche quello che ha dichiarato il sindaco Brugnaro qualche giorno fa. Ma io credo che rimanga. Allora, io credo che le regionali non sarebbero anticipate nel 25, ma sarebbe la scadenza naturale. Potrebbe essere la proroga, non tanto per via delle Olimpiadi, ma perché votare in autunno
significa rischiare insomma di avere un minor numero di votanti, difficile incastrare con le feste, ci sono le scuole aperte, quindi possono esserci dei problemi, ma valuteremo insomma adesso questo. Tra l'altro ci sono anche le comunali di Venezia, esatto. E quindi insomma, che di solito sono contestuali, per cui vedremo insomma se si terranno lo stesso giorno o se ci saranno alcune elezioni a fine 2025 e altre elezioni nella primavera 2026. Comunque diciamo che il prossimo appuntamento elettorale importante per il nostro territorio sono sicuramente i regionali. Diciamo che... No, vi aggiungo una cosa, ecco, se vogliamo aggiungere, che non è escluso che possano esserci nella tarda primavera del 2025 anche le elezioni delle province della città metropolitana di Venezia, certo. Perché volontà di questo governo e di questa maggioranza soprattutto parlamentare è quella di reintrodurre come enti di primo livello e quindi non di secondo livello, dove ci sono consiglieri, sindaci che eleggono alcuni tra di loro a rappresentarli all'interno dei consigli provinciali. Prego? Si candida a sindaco a Venezia? Non ho sentito. Non ha sentito? Non lo so, io ho fatto per tanti anni il consigliere comunale a Venezia, no? Ho capito, ho fatto per tantissimi anni il consigliere comunale a Venezia, 17, però sempre all'opposizione. Poi ho fatto l'assessore provinciale, ho fatto il consigliere regionale, faccio senatore. Di sicuro un giorno o l'altro vorrei tornare a Venezia con un ruolo di governo, però non lo so che cosa succederà da qui a un anno e mezzo. Ci sta dicendo qualcosa tra le righe? No, dico che sicuramente come esponente politico di Fratelli d'Italia, veneziano, perché poi sento ogni tanto giustamente che vengono proposti come candidati sindaci persone che arrivano da altre parti della regione che hanno grandissima autorevolezza. Però, esempio Zaia? Chi deve amministrare il territorio deve almeno... Ieri ho fatto una battuta a un giornalista che mi ha chiesto, ho detto almeno parlare lo stesso dialetto, insomma, ecco. Siamo tutti veneti, no? Però mi parlo in un certo modo, altri parlano in un altro. Per esempio diciamo, Mario Conte Speranzona, il dialetto io trevigiano... invece dico Tigassè, ecco, è diverso, Tigassè da Atussè è diverso. Quindi sì, insomma, diciamo che siamo veneti differenziati. Allora, Speranzona. Poi magari con un ritorno a Venezia, magari sua moglie è anche più contenta. A questo punto diciamoglielo. No, non diciamo niente a mia moglie che è già arrabbiata per la barba che ho tagliato. Ci avevo azzeccato. Ottimo. Allora, grazie davvero Ilaria, grazie Raffaele Speranzona. Raffaele Speranzona che a questo punto non esclude il ritorno, no? Non si candida sindaco? Possiamo dirlo. Ma ormai l'abbiamo capito, dai. Tra l'altro, non so se prima avete sentito, c'era Elena Donazzan, Miss Preferenze. Scusa, quindi la notizia è che Fratelli d'Italia vuole Venezia e vuole anche la Regione Veneto. Questa è la notizia. No, lei sperava che la notizia fosse volendo Venezia, quindi non può pretendere anche la Regione. Lui ha esordito l'intervento dicendo la Regione spetta a Fratelli d'Italia. Ma dopo ci aiuterà. E dopo ha detto io ambisco a diventare sindaco di Venezia, mi pare di capire che vogliono fare la doppietta. Ma guardate, dopo ci aiuterà il senatore Luca De Carlo che si collega, faremo queste domande anche a Luca De Carlo che ha il pallino in mano in questo momento. Però posso dire una cosa? Prego. Io spero che in Regione Veneto si candidi Giorgia Meloni, perché l'effetto Meloni ha un risultato sugli elettori. Se togli la Meloni su Fratelli d'Italia cambia un po' la storia. Ma vabbè, ma questo però... nel senso che alle politiche con Giorgia Meloni hanno preso il 28, alle comunali senza Giorgia Meloni hanno preso l'11, alle europee con Giorgia Meloni hanno preso il 37, alle regionali ci sarà Giorgia Meloni o non ci sarà Giorgia Meloni? Allora la Lega dovrebbe candidare Vannacci. No, però Vannacci non vale Zaia, poi per essere chiari. Noi qui abbiamo, Zaia è un militante della Lega, possiamo candidarlo o dobbiamo chiedere a Fratelli d'Italia se possiamo candidarlo? Per il terzo mandato che sarebbe il quarto di sicuro, ma come ha visto anche Salvini ha chiuso su quella strada. Ieri giustamente sentivo delle riflessioni dove diceva abbiamo messo in campo la squadra migliore per questa tornata delle europee da parte di Fratelli d'Italia. Sì, un ragionamento era sacrosanto. La lista, no? Citava De Carlo, abbiamo messo i migliori. Ecco, l'unica cosa che posso garantire è che per le regionali la Lega si presenterà con la lista assolutamente migliore in assoluto. Allora, breve flash, perché appunto ci sono anche i primi sindaci, poi la diretta, la vera e propria maratona amministrativa dalle 14 con Nicola Zanetti. Andiamo da Mirko Cavallin sull'altopiano. Cavallin, buongiorno Mirko.
Con chi sei? Buongiorno Cristian, lo posso dire con un paio d'ore di anticipo, con il sindaco riconfermato di Luciana Conco, Antonella Corradin, dato che è l'unica candidata e il quorum è stato raggiunto. Sì, il quorum è stato raggiunto e io non posso che ringraziare i miei concittadini che ci hanno dato fiducia, che hanno creduto in noi, in questa bellissima squadra, con persone di grande spessore che siamo riusciti a raccogliere da tutte le zone del nostro grande comune. Ed è un ottimo risultato, perché il 60,50 quasi di voti, di votanti, significa davvero molto, insomma, bastava il 40%, quindi è davvero un bel risultato, grazie a quanti ci hanno sostenuto. Devo dire che il partito dell'astensione, che in questo nostro comune si era espresso in modo importante, ha avuto la risposta, a mio avviso, che si meritava, e cioè che se le cose non vanno bene si fa una lista, non si sostiene di non andare a votare. Insomma, c'era chi spingeva anche per avere il commissario prefettizio. Spieghiamola meglio questa questione del quorum. Voi avete circa 1200 iscritti residenti all'estero. Certo, è vero però che il quorum si calcola cioè il 40% si calcola sugli elettori che sono residenti, quindi esclusi i residenti all'estero. Qualcuno, è vero, avrebbe preferito il commissario, ma sappiamo tutti che un commissario prefettizio che rimane magari un anno in attesa delle prossime elezioni regionali certamente fa l'ordinaria amministrazione e non può portare avanti tutti i progetti importanti, con il rischio di perdere per esempio i fondi PNRR di cui siamo stati assegnatari come comune. Ecco, a proposito di fondi, il sindaco Antonella Corradini è stata il primo sindaco di Luciana Conco nel 2019 dopo la fusione dei due comuni, circa 4.600 abitanti in totale. Com'è questa fusione? Funziona? Allora, la fusione, come tutte le fusioni, non è una cosa semplice. Sono stati fatti i primi 5 anni, molte cose messe in cantiere iniziate, altre realizzate. È ovvio che ci vorrà ancora tempo. Sono stati anche 5 anni complicati da molti altri fattori esterni. No? E questo lo sappiamo benissimo. Io ti ringrazio davvero, Mirko, ringrazio te e la tua ospite. Mi sa che forse mi sentite con ritardo. Grazie davvero alla sindaca Corradina, grazie Mirko Cavallin. Subito un minuto ormai, perché guardiamo all'Europa, guardiamo alle regionali 2025, ma dobbiamo guardare chiaramente al territorio, cosa che facciamo tutti i giorni, e quindi Monica Smiderle di nuovo da Valbrenta. Ti chiedo 40 secondi Monica, perché abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare in questa giornata. Monica. Eccoci nuovamente in diretta, Cristian, siamo con il riconfermato sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli, il grande avversario anche in questo caso il quorum, che è stato abbondantemente superato, perché si è toccata la punta del 63,63% degli aventi diritto. Il sindaco Luca Ferrazzoli è praticamente al 4º mandato. Sì, ho fatto 2 mandati a Cismon del Grappa, poi c'è stata la fusione dei comuni di Valbrenta con la nascita appunto del comune di Valbrenta, e quindi questo è il 2º mandato da sindaco del comune fuso. Un mandato in questo caso senza opposizione, sindaco, perché unico candidato, unica lista, ci tiene a dirlo il sindaco, senza simboli di partiti, e quindi governerete il paese ma senza l'opposizione. Sì, credo che sia un'opportunità persa. Anche in campagna elettorale noi avremmo voluto confrontarci insomma con altre idee della nostra comunità. Diciamo che quello che ha sempre strutturato la nostra lista, la nostra proposta di governo, è il fatto di derivare comunque da un progetto di fusione che ha una visione ampia e collettiva della comunità di Valbrenta. Su questo abbiamo costruito le nostre progettualità, ovviamente un po' sono state rallentate dagli accadimenti di questi ultimi 5 anni, che insomma è anche inutile ricordarli, e quindi ci è data l'opportunità da parte dei nostri concittadini, con una presenza al voto consistente, di continuare in quanto è stato progettato. Non ci sono simboli di partito nella lista del sindaco Luca Ferrazzoli,
Ferrazzoli, ma c'è una squadra che porta tante anime diverse. Sì, noi abbiamo varie posizioni, però come dicevo il collante è sempre stato la visione unitaria della nostra comunità, capire che era molto di più quello che ci univa di quello che ci divideva, e con le nostre diversità insomma abbiamo portato avanti questo progetto a cui teniamo molto. Anche il sindaco naturalmente aspetta lo spoglio di oggi pomeriggio, poi la proclamazione. Più o meno, sindaco, a che ora potrebbe essere? Sì, credo a metà pomeriggio. Noi confidiamo, insomma, essendoci una lista unica, che verso la metà del pomeriggio si possa avere la certezza assoluta. Io con il sindaco di Valbrenta riconfermato vi saluto, ritorno alla linea allo studio. Grazie Monica Smiderle, congratulazioni anche a Luca Ferrazzoli, nuovo sindaco di Valbrenta. Resta il fatto, e qui la interpello in qualità di presidente dell'ANCI, che in tantissimi comuni il vero sfidante è stato il quorum, e anche questo, associato al fenomeno dell'astensionismo, deve far riflettere una volta per tutte. Sì, troppi comuni francamente si sono trovati con un unico candidato, e tra l'altro perde la democrazia, nel senso che manca il confronto sui programmi, sulle visioni. Ringrazio quei cittadini che nonostante tutto sono andati per garantire il quorum e quindi per garantire la governabilità dei propri comuni. È altrettanto vero che una riflessione sul ruolo dei sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, va fatta, perché se non c'è più questo desiderio di candidarsi ad amministrare il bene comune, è evidente che ci sono troppe responsabilità. Il compenso, tra virgolette, che viene garantito a un sindaco di un piccolo comune è poco più di un rimborso spese, e quindi si tende ad allontanare tutte quelle persone per bene, magari dei professionisti o delle persone appassionate, che non hanno tempo e voglia di mettersi a disposizione. Quindi una riflessione va fatta, perché troppi sono stati i comuni con un unico candidato. Bossi andrebbe espulso secondo lei? Queste sono riflessioni davvero tanto importanti. Cioè, il giorno del voto dice io voto Forza Italia, francamente l'ha citato anche Salvini a conferenza francamente stampa. Bossi non avrebbe accettato un'uscita di questo genere quando lui era segretario federale. Dopodiché io, sapete, non sono mai per le espulsioni, sono sempre per cercare di capire il perché di certe situazioni, soprattutto quando ad esternarle sono persone che hanno una storia importante, anzi sono stati i fondatori della Lega, e quindi capire dov'è e perché c'è questo malessere. Io sono convinto che siamo tutti dei patrimoni importanti per far crescere il partito. È altrettanto vero che da una parte ci vuole ascolto e comprensione, dall'altra ci vuole rispetto nei confronti di chi oggi sta guidando il partito, e se c'è una contestazione da fare deve essere una contestazione interna nelle sedi preposte, che sono le segreterie, e in occasione dei congressi. Quindi non andava espulso nemmeno Gian Antonio D'Arè, tra l'altro fra poco ritorneremo Gian Antonio D'Arè, come ho detto, dare pubblicamente del cretino al leader di partito è stato un errore che non va fatto e che è stato punito con l'espulsione. Io mi ero permesso di dire: cerchiamo di capire perché una persona come D'Arè, che certamente ama questo partito e ama questo territorio, si è spinto così tanto a arrivare addirittura ad offendere il leader. L'offesa non va bene, c'è un motivo però che deve essere analizzato, anche perché tagliare la testa al problema e tenersi dentro il problema, cioè quindi il mal di pancia all'interno del partito che magari viene manifestato da altri esponenti, credo che non sia nemmeno quella la soluzione. Io sono sempre per il dialogo, il confronto, che può essere anche duro e schietto, e si possono prendere anche strade diverse, ma senza confronto succedono queste situazioni. E senta, sindaco, quindi non andava espulso Gian Antonio D'Arè? Lui non doveva offendere il leader, quindi lui ha sbagliato, e quel comportamento va punito anche con l'espulsione. Bisogna lavorare perché prima di arrivare a quell'esternazione... Ma Salvini poi resterà in sella nei prossimi mesi, lei come la vede? Salvini stamattina ha confermato ci sarà il congresso a sarà il congresso a stabilirlo, però francamente cioè il 9% che ha preso è una percentuale che comunque gli dà ragione su alcune linee, compresa la candidatura di Vannacci. La verità è che dobbiamo capire questo partito cosa vuole essere e dove vuole andare, e chi si riconosce all'interno di questo partito, voglio dire. Perché è ovvio che guardando i risultati allora vince la sua linea, perché Vannacci ha portato però sicuramente oggi è quel risultato esatto, però ho capito, quando uno dice che partito è vuol dire che non deve, può essere un partito che non deve avere la necessità di candidare Vannacci per ottenere un risultato da qui anche a più su, primo dato. Secondo, il paradosso anche della collocazione in Europa insieme al fianco di Le Pen, che sicuramente può essere più accettata dalla critica che fece allora Gian Antonio D'Arè.
Il paradosso, quindi, Vannacci porta un ottimo risultato e B, avete allontanato Alternative for Deutschland dopo l'ennesima dichiarazione inaccettabile, quindi oggi è una Lega più simile a quella forse che sperava da Re, magari rispetto a quanto invece lo ha costretto poi alla propria espulsione, all'allontanamento. Diciamo che siamo un po' troppo condizionati dagli eventi, no? Cioè ci manca, secondo me, e spero che invece si possa recuperare una strategia e una linea programmatica che va al di là degli episodi. Cioè se c'è una strategia da qui a 10 anni che ti vuol portare questo partito a essere un punto di riferimento europeo, deve essere spiegata, condivisa e digerita da tutti. Se invece ogni giorno, in base a quanto succede in Europa, cambiamo, spostiamo, io credo che non sia corretto, soprattutto nei confronti dei militanti sostenitori e soprattutto nei confronti degli elettori che nel momento in cui non capiscono dove quel partito vuole andare tendono ad appoggiare altri. Sceglierlo. Sindaco, resta con noi ancora qualche istante perché vedo un altro sindaco che lei conosce bene, che ha un ruolo importante all'interno di Forza Italia, il coordinatore provinciale per Treviso di Forza Italia Fabio Chiesa, che è anche il sindaco di Conegliano. Si trova con Lucio Zanato. Lucio, di nuovo buongiorno. Sì. Buongiorno Cristian, buongiorno anche al sindaco Mario Conte, buongiorno ai telespettatori. Sono nella sede di Forza Italia, nuova sede tra l'altro a Treviso, quindi a casa del sindaco. Siamo nella sede di Viale Fellis, quindi Treviso Nord ottimamente collegata. Questo giusto per dire che vi siete fatti una logistica non da poco. Fabio Chiesa, allora intanto un commento a questo voto. Ma guardi, per quanto riguarda Forza Italia siamo veramente soddisfatti del risultato sia a livello nazionale dove siamo al 9,7%, sia a livello veneto con l'8,6% che a livello provinciale sopra l'8%. Tra l'altro siamo contenti anche del risultato individuale di Cristina Andretta, ben oltre le 6.000 preferenze, per cui veramente bene, e anche adesso aspettiamo gli oltre 55 comuni che vanno al voto perché anche lì abbiamo una ventina di candidati o tesserati vicino a noi e siamo sicuri faranno bene. Ecco, cos'è che ha convinto nuovi elettori o il ritorno di alcuni elettori, questa vostra moderazione? Ma penso a proposte serie e concrete. Tra l'altro il nostro coordinatore nazionale Tajani è una persona che conosce bene l'Europa, ha fatto un programma importante, essere ancorati nel PPE e essere l'unico partito del centrodestra ancorato nel PPE sicuramente ha giocato a favore, e anche il nostro coordinatore regionale Flavio Tosi ha portato veramente un'aria nuova al partito. Tra l'altro basta guardare i risultati di Verona che vanno oltre la doppia cifra per capire che sta cambiando veramente l'aria. Ecco appunto, no? Flavio Tosi che non nasconde di voler correre per la regione, e questo voto quanto influenzerà la corsa verso Palazzo Balbi? Mi pare di capire che qualcuno sta già dicendo, mettendoci il cappello sopra Fratelli d'Italia. Ma devo dire che questo voto riporta Forza Italia al centro dei tavoli politici nazionali. Il prossimo anno molte regioni vanno al voto e sicuramente noi abbiamo dei candidati importanti, tra cui lo stesso Flavio Tosi che ha tutte le caratteristiche per poter fare il presidente di regione. Su quei tavoli là ci sarà anche il suo nome e penso che ci batteremo fino alla fine perché un moderato guidi una regione moderata. Però Fratelli d'Italia ha aumentato veramente il suo peso elettorale, no? Dice io gli elettori, quindi decido io. Sì, però ci sono tavoli nazionali, non è che perché elettori prendi tutte le regioni che vanno al voto, ci sono dei tavoli all'interno dei quali si decide e ripeto, bisogna vedere anche il nome dei candidati perché guidare una regione come il Veneto non è facile, ci vogliono politici che abbiano anche le caratteristiche giuste, noi lo abbiamo, adesso vedremo chi metteranno sul tavolo loro. Tornando invece al voto e guardando invece dall'altra parte, cresce il Partito Democratico, però cresce portandosi via i voti più verso sinistra, quello dei 5 Stelle, e quindi c'è forse una parte, la Margherita, meno contenta, si dice già adesso. Cercherete di drenare un po' di voti da lì, portando da voi gli ex democristiani? Ma guardi, noi cerchiamo di portare vicino a noi gli elettori che credono nel nostro programma, abbiamo programmi seri, siamo persone serie, come ho detto prima, per cui alla fine riusciremo sicuramente ad intercettare parte di quei voti. Tra l'altro saluto anche Mario e dico che insomma la Lega ha tenuto bene, ci sono alti e bassi nella politica, la conosciamo la politica di questi anni, l'abbiamo attraversata tutti, siamo contenti che il centrodestra sia in splendida forma, questo è importante perché stiamo governando tanti comuni e anche di questi 55 comuni molti saranno governati ancora dal centrodestra. Non ci saranno ribaltamenti secondo lei fino alla fine della legislatura, almeno per quanto riguarda la regione? Cioè non chiederete nuovi spazi considerando che la Donazzano se ne va?
No, penso di no, penso che alla fine noi la nostra proposta per la regione del futuro, questa è stata impostata in un certo modo, in maniera legittima da chi l'ha voluta impostare così, noi pensiamo insomma che si possa cambiare qualcosa, però sempre nell'alveo del centrodestra unito. Ecco, facendo i conti per ultimo, allora, poi diamo la linea, Lucio. Ma allora chi va in Europa? Ma adesso incrociamo le dita, vediamo quali seggi scattano. Penso che sia noi che la Lega che Fratelli d'Italia stiamo guardando con attenzione al numero dei seggi, considerando anche che sia Renzi che Calenda sono rimasti esclusi dalla ripartizione dei seggi. Può essere che con i resti si possa fare qualcosa di interessante. Noi ci auspichiamo che questo qualcosa di interessante possa riguardare anche la provincia di Treviso. Ecco, dimmi Cristian. Allora, Ferdinando, volevi aggiungere qualcosa? No, interessante, ma bisogna anche vedere, perché adesso comincia una partita completamente diversa. Noi l'abbiamo già visto ieri sera col senatore De Carlo, che sarà di nuovo, credo che sia già collegato, ma sarà domani stasera a Ring ancora. E perché ora insomma le cose se le diranno, e l'abbiamo già notato con Speranzon, Mario Conte qui, il senatore De Carlo ieri sera, Tosi poco fa. Cioè, secondo te, non so se poi Tosi ti abbia risposto, da oggi con Forza Italia che a livello nazionale supera la Lega, con una serie di ragionamenti, Elena Donazzan che lascia ed è l'unico assessore regionale di Fratelli d'Italia, cioè resterà questo l'assetto, nessun assessore in regione nella squadra di Zaia di Forza Italia? Tosi finora, perlomeno fino a una settimana fa, domanda specifica, diceva nessuno scossone. Ma l'ha chiesto per mesi e mesi e mesi da questi studi. Però, ha detto, un assessore. L'ultima battuta, l'ultima di Tosi è stata proprio si vede che guarda già alla sfida delle regionali. Alla sfida delle regionali. Allora, non so, grazie Lucio, grazie ovviamente Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, Fabio Chies, sindaco di Conegliano, coordinatore provinciale di Forza Italia. Eccolo. Lo abbiamo rievocato più volte. Luca De Carlo, buongiorno. Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Lei adesso si trova, diamo un po' anche la logistica, si trova a Calalzo, sta smantellando il suo ufficio da sindaco. È proprio così, Arboid, lei è meglio del KGB. Quindi c'è qualche emozione, partiamo dal lato umano. Va. Sì, io ho fatto tutto di lati umani, per cui non ho altri. Sì, non vi nego che non sono indifferente a questo giorno, ecco. È un mix di straordinari sentimenti, insomma, felicità da una parte, grande soddisfazione, e dall'altra un po' di tristezza, ma insomma ci sta tutto dopo 15 anni, svuotare l'ufficio è tanta roba. Lei, l'ho detto più volte, non mi ricandido anche se potrei, perché insomma adesso la legge lo consente, perché a tutto c'è un limite e chi ha orecchie per intendere intenda. No? Parlato di motivazione, no? Quindi riferimento un po' non era più motivato. È una questione di stimoli, secondo me. Io li avevo un po' persi, anche perché mi sto dedicando anche ad altro, e quindi era giusto, è giusto che siano altri ad occuparsi del comune, anche perché sono fortunato, insomma, in questi anni sono riuscito ad avere assieme a me tante persone valide, che adesso finalmente la volta scorsa non è stato possibile perché nessuno voleva farlo, e l'ho rifatto io. Adesso finalmente c'è qualcun altro che ha deciso di farlo, e io sono felicissimo che il mio comune sia in ottime mani, quelle di Luca Fanton e della squadra, che insomma sostanzialmente è un po' la stessa che ho avuto io negli ultimi 5, e allora Senta, era giusto che si liberassero di me. Senta De Carlo, le faccio un breve riassunto delle puntate precedenti, perlomeno dei precedenti interventi. Flavio Tosi, che è stato nostro ospite alle 10, dice insomma noi il prossimo anno proporremo il nostro nome per la presidenza della Regione del Veneto. Forza Italia ha tutta l'intenzione di contare. Mario Conte, che è qui seduto con me, e Ferdinando Avarino, dice altrettanto, dice che anche la Lega è nelle condizioni di formulare un proprio nominativo, e quindi credo che sia legittimo il fatto che ciascuna forza politica voglia avere un candidato governatore. Immagino che se fate la stessa domanda al PD, al mio amico Martella, vi dia la stessa risposta. Ognuno vuole un candidato e vuole essere messo nelle condizioni di poter correre. Dopodiché c'è la realtà, quella è fatta di numeri, non ingannano mai, e quei numeri oggi dicono che c'è un partito che rappresenta
il 37,5% dei veneti. Io, che sono sempre stato un fautore del facciamolo scegliere ai veneti, come utilizzava qualcuno, e io ho detto certo, facciamolo scegliere ai veneti. Infatti i veneti mi pare che inequivocabilmente abbiano dato un segnale forte anche al termine di un anno di querella su questo tema, facendo di fatto, dando 5 punti percentuali in più rispetto al dato già altissimo delle politiche scorse a Fratelli d'Italia. E quindi se ascoltiamo i veneti un messaggio ce l'hanno mandato. Dopodiché io so benissimo, perché non faccio politica da ieri, che ci si siederà a un tavolo, ognuno formulerà le proprie proposte, e dopodiché si troverà una quadra, come si è sempre trovata all'interno del centrodestra. Ricordo sommessamente, ma a tutti, prima a me, che la scelta di Luca Zaia fu fatta a Roma e non certo a Venezia, e fu fatta e detta in diretta porta a porta. Quindi non sarebbe un tabù, non sarebbe una sorpresa, non sarebbe una novità che se ne occupassero le segreterie romane, questo ci sta dicendo sostanzialmente. Sì, ma se ne occupano le segreterie romane, come sempre accaduto, ok. Se invece dovessero scegliere i veneti, mi pare, ma potrei essere smentito, che i veneti qualche indicazione l'abbiano data, ecco. Quindi con il 37% diciamo Fratelli d'Italia, nello specifico insomma sappiamo benissimo che in tanti hanno fatto il suo nome, è stato fra i primi a essere sdoganato già all'inizio dell'anno Luca De Carlo come possibile candidato governatore del Veneto. Qui tra l'altro, Ferdinando, abbiamo anche Mario Conte, che è l'altro nome sul tavolo. Volevo dire, siccome salutavo l'amico Mario Conte, l'amico Mario Conte poco fa diceva, siccome vedo un risultato, posso, no? La cito, sì. Vedo Luca, un risultato, diciamo, quando c'è Giorgia Meloni in campo, e un risultato quando ci sono amministrative. Poi è vero anche che magari in amministrative ci sono nomi diversi da quello di Fratelli d'Italia a tirare. Cioè, allora, anche per le future regionali si dovrebbe candidare Giorgia Meloni qui. Ha capito un po', diciamo... Sì, però sulle amministrative io uso sempre anche qui un metodo di paragone oggettivo, altrimenti ciascuno di noi sarebbe di parte. Allora, se è vero come è vero che noi abbiamo meno amministratori comunali degli altri partiti, non si spiega perché ogni qualvolta si vada alle elezioni, nell'ultima volta nello specifico, alle elezioni provinciali dove votano gli amministratori, e Fratelli d'Italia fa lo stesso numero degli amministratori della Lega. Allora delle due l'una, o non è vero che siamo di meno, oppure è vero che gli amministratori della Lega votano gli amministratori di Fratelli d'Italia, perché se no non se ne va fuori i conti. È sempre la matematica. Io non ero un campione in matematica, infatti. Lei come se lo spiega? Ma Luca, il riferimento era al 28% delle politiche, un risultato sicuramente straordinario, sceso all'11% in occasione delle comunali e risalito di Treviso, e risalito ovviamente adesso al 37%. Adesso non ho il dato cittadino francamente, però per dire che è altalenante. Ma per Fratelli d'Italia, così come per tutti gli altri, quando c'è in campo il leader, il partito ha un peso. Quando ci sono in campo altri candidati del territorio, può essere che ci sia un peso diverso. È per questo che dico che la partita delle regionali è diversa. Però ho anche ribadito che è sacrosanto il fatto che oggi Fratelli d'Italia venga in tutte le trasmissioni a dire che loro, cioè voi, ambite ad avere il candidato della presidenza della regione. Cioè è normale, col 37%. Mentre Mario Conte risponde, se c'è un nome come il mio, come vede, va diversamente. No, io ho detto che ogni partito... No Luca, io ho detto che ogni partito, esattamente come hai detto tu, esporrà il proprio candidato e il proprio programma, che poi dovrà essere sovrapponibile con il centrodestra, e si troverà la sintesi sul candidato che garantirà il miglior risultato possibile, credo. Ovvio che oggi Fratelli d'Italia col 37% ci mancherebbe che non venisse qua a dire che pretendono di avere il candidato. No, ma io non lo dico neanche pretendo, figurati, sono noto per la prudenza con cui Arboit potrebbe dissentire e dire che mi ha visto in giovane età e essere molto meno prudente, ma era più scapestrato, diciamocelo. Esatto, scapestrato. Ho accumulato in questi anni esperienza e
e maturità, speriamo non mi senta mia mamma, per dire insomma che nessuno in politica deve pretendere nulla, nel senso che noi facciamo i risultati, portiamo a casa i numeri, dopodiché ci si siede, come sempre è accaduto, si trova la miglior quadra, che potrebbe essere una quadra che tiene in conto tantissime cose, non solo le questioni venete, lo dico, Senta, lo dico esatto, oggi che... De Carlo, però ne ha fatto anche una questione di dialetto poco fa, Speranzon. Adesso noi scherziamo anche un po' sulla barba, però a volte sono un po' degli indizi, no? Quindi, di certo, anche se candidato ai Fratelli d'Italia, deve parlare dialetto veneto, no? No, veneziano. No, veneziano per il candidato sindaco okay. di Venezia, che non può essere un trevigiano, insomma, quindi no Zaia. Adesso stringo quello che ha detto Speranzon. Sì, se tanto mi dà tanto in Veneto dove Vabbè, essere. insomma, anche se però è siciliano d'origine, Urso non sarebbe candidato governatore. Adesso ecco, la scrivo, la metto come lei tanto l'ha capita. Come tanto lei l'ha capita, eh? No, io sono sicuro che Urso riuscirebbe a parlare anche dialetto, quindi non mettiamo limiti alla provvidenza. Niente, De Carlo è sempre ragazzi, non lo pegli di castagna, va bene? No, ripeto, una volta era più scapestrato. Esatto. Allora, Sindaco Conte, lei fra poco ci deve lasciare mentre resta con noi. Ci lascia, ma non per sempre, No, ci lascia temporaneamente. Sempre con noi. Comunque prematuramente, diciamo. Però, Riccardo, adesso mi sblocca una domanda. La partita è interna chiaramente al centrodestra, ma la lotta alle preferenze riguarda anche i singoli partiti, ha riguardato anche Fratelli d'Italia. Prima avevamo Elena Donazzan in diretta, Elena Donazzan che si porta a casa circa 60.000 preferenze. Vince il derby con Berlato. Vince il derby con Berlato, tra l'altro. Ecco, da questo punto di vista escono delle indicazioni utili anche in vista delle regionali e anche in vista di eventuali candidature alla presidenza. Anche il nome di Elena Donazzan è stato fatto molto spesso nell'ultimo periodo. Elena è uno straordinario amministratore, lo ha dimostrato nei suoi anni da assessore e giustamente ha raccolto oggi il frutto di tantissimo lavoro. Se volete che vi dica la mia, il risultato di Berlato è anche un risultato altrettanto importante, perché quante volte abbiamo dato o hanno dato Berlato per morto e finito, in realtà Berlato ha dimostrato di esserci, essere sul pezzo, e quindi credo che avere problemi di abbondanza sia il classico problema che tutti gli allenatori vorrebbero avere. In questo caso Giorgia Meloni ha la possibilità di scegliere tra un ventaglio di figure che sicuramente le consentiranno di fare la miglior scelta possibile, però ciascuno di noi ha fatto il suo. Tanti militanti hanno lavorato alacremente in questa tornata elettorale per le europee, hanno portato acqua al mulino dei candidati che avevamo, che veneti erano 8, ricordo, e che tra l'altro noi abbiamo schierato veramente la lista più forte in tutta Italia, probabilmente anche degli altri partiti, un assessore regionale, 2 consiglieri regionali, 2 parlamentari, 3 sindaci, cioè non ci siamo risparmiati, abbiamo cercato di essere quanto più rappresentativi dei territori possibili. Poi Elena ha fatto un ottimo risultato che è frutto del suo straordinario lavoro e della sua capacità di radicamento sul territorio. Sì, senta De Carlo, chi è che va quindi a Bruxelles di Fratelli d'Italia da nord-est, possiamo dirlo, più o meno i conti li avete fatti, quindi guardi, Donazzan, se sono 5 sono Donazzan, Cavedagna, Berlato, Polato e Ciriani. Quindi adesso si apre comunque una partita anche in Regione del Veneto. Chi metterete al posto di Elena Donazzan e chi al posto di Polato? Chi subentra a Polato? Avete già fatto un attimo i conti? Capogruppo in Regione. Chi subentra a Polato, oggettivamente scorrendo la lista, è Casali, che ha il miglior risultato a Verona dopo Polato, e sulla Donazzani invece è una valutazione che faremo insieme al governatore Zaia, insomma, e quindi decideremo con calma. Insomma, adesso godiamoci questa straordinaria vittoria e questo straordinario radicamento sul territorio, che, guarda, la cosa più bella, giuro che io, come immaginate, ho vissuto le politiche con grandissimo trasporto, ero anche candidato e sono stato felicissimo che fossimo la miglior percentuale in Italia, però questa elezione, anche se non ero candidato, mi dà molta più soddisfazione, perché
è la dimostrazione che non è un fuoco di paglia. Ma ve lo ricordate quando qualcuno diceva i voti a Fratelli d'Italia sono solo voti in prestito? Cioè come se i veneti fossero dei pacchi da spostare da un posto all'altro, no? E non invece scegliessero secondo coscienza e secondo il loro giusta valutazione. Adesso invece, dopo 18 mesi di governo, questa è la dimostrazione che invece quei voti non solo non erano in prestito, ma che sono anche aumentati, e il grande merito è di Giorgia Meloni, che ha saputo essere concreta, ma soprattutto ha saputo parlare la lingua dei veneti. Lo dico sempre e chiudo così: Giorgia Meloni è la più veneta dei politici oggigiorno, e credo che lo abbia dimostrato con il pragmatismo, con la concretezza. Altri fanno slogan, noi mettiamo a terra le cose. L'assessore verrà scelto nella squadra attuale tra i dei consiglieri regionali? Ma se io ve lo dico adesso poi non ci torno più in TV. No, infatti, tra l'altro, bravo, esatto, ci vediamo stasera alle 21 qui nello studio, quindi lo dirà stasera, a Ring. Ma non glielo dico neanche stasera, Varino. Non dica che può essere, così almeno guardano, no? Può Allora, essere, anche secondo me. Lasciamo la suspense. Grazie senatore. Allora, resti collegato De Carlo, mentre ci deve lasciare appunto Mario Conte, che ha degli impegni istituzionali, no? Può dirci... No, devo partire, sono a Roma questa sera e domani mattina per questioni di Federsanità, giusto perché così non mi devo collegare per aggiornare i cittadini, cose che interessano poco, però c'è il rinnovo di Federsanità, che è un ente di ANCI che si occupa di sanità, e quindi sono chiamato al rinnovo, quindi seguirò dal treno gli spogli del... E a proposito di sanità, le è piaciuto l'ultimo provvedimento del governo sulle liste d'attesa? Che per certi versi ha un po' commissariato le regioni. No, c'è un tema, devo dire che qui la Regione Veneto si è impegnata molto da sempre, e tutto ciò che può servire per migliorare il servizio in ambito sanitario, in questo caso per ridurre i tempi delle liste d'attesa, che sono uno dei temi che più turbano le nostre comunità, io lo accolgo sempre con entusiasmo. Ovvio che la Regione Veneto dal canto suo si sta impegnando molto da questo punto di vista, e credo che le risposte possano arrivare comunque al di là del provvedimento dello Stato, però dobbiamo lavorare per migliorare. Allora, saluto davvero Mario Grazie Conte, a voi, grazie anche per la super maratona delle scorse ore. Non è mica finita, e tutto il pomeriggio, questa sera c'è però quella di ieri sera e di questa notte praticamente è stata molto efficace. Grazie. Ferdinando, mi lasci. Ci vediamo stasera alle 21 con il senatore Luca De Carlo in studio. Per non vivere la sindrome dell'abbandono, resti con me Luca De Carlo. Fra pochissimo arriva e si collega anche Roberto Marcato, mi sa che è già collegato anche Nicolò Rocco di Azione, un pochino, e mi sa che è pronta anche la nostra Lina Paronetto da Vittorio Veneto, dove c'è la sfida delle sfide. Però che ha seguito e in primis prima linea la candidatura di Carlo Pasqualetto, che ha avuto un ottimo risultato come prima elezione, diciamo anche di livello sovraregionale. Anche quella è una partita per le prossime regionali. Poi adesso dirà la delusione forse sul fronte nazionale, ma insomma anche Nicolò Rocco interessante su questi aspetti. Quindi Nicolò Rocco c'è, presente? L'ho Nicolò visto, Rocco? l'ho intravisto. Sì, perfetto. Resta anche Luca De Carlo, e si aggiunge a breve Roberto Marcato. Grazie Sindaco Mario Conte, grazie Ferdinando. Grazie, buon Questa sera Ring alle 21. Alle 21. E noi qualche istante di pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta, speciale elezioni, è rimasto con me Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Di nuovo buongiorno De Carlo, buongiorno a Nicolò Rocco di Azione, buongiorno anche a lei Rocco, e vedo anche Roberto Marcato, Lega. Mi interessa molto il punto di vista di Roberto Marcato. Buongiorno Assessore. Prima però vi chiedo proprio un istante, un minuto, andiamo da Lina Paronetto, che si trova nel cuore della sfida a Vittorio Veneto. Lina.
Grazie Cristian. E parlando di Lega siamo con Roberto Parrella, che è il segretario cittadino del Carroccio, della Lega, che qui sappiamo ha vissuto questa frattura con Gian Antonio D'Arè, che contiamo di sentire tra qualche ora quando farà rientro in città. Allora 11,5% alle europee, chiaro rispetto al 46 errotti della precedente consultazione europea, non c'è paragone, ma quelli erano altri tempi, no? Adesso assistiamo a un 32% di Fratelli d'Italia. Sì. Beh, posso dire che il risultato a livello europeo a me soddisfa in pieno, perché c'è stato un centrodestra che è aumentato fortemente in tutta Europa, di conseguenza avremo un futuro europeo molto positivo e il peso di Fratelli d'Italia, della Lega e di altri partiti di centrodestra in Europa daranno una volta sicuramente positiva a quella che sarà il futuro dell'Europa. E sono convinto che la Lega non ha avuto il risultato dei 5 anni fa, comunque la Lega è viva con il nostro segretario nazionale Salvini, che è un'ottima persona, una persona che sa il suo mestiere, e di conseguenza vedo un futuro per la Lega molto positivo, con un aumento dei voti, perché anche l'inserimento del generale Vannacci è stata una cosa, a giudizio mio personale, positiva. Preso circa 500.000 di voti, ha portato aria nuova a un movimento già di per sé nuovo e molto radicato sul territorio e anche a livello nazionale. Senta, i numeri delle europee come si possono riflettere sulle comunali? Vedremo lo spoglio tra poco. Ma io sono fiducioso, però non voglio sbilanciarmi dal punto di vista, perché mancano ancora un paio d'ore allo scrutinio. Sono fiducioso, dico appunto questo, però non voglio dare degli exit poll. Sono comunque fiducioso. Perché qui a Vittorio nessuno si sbilancia, perché non si sa Tony D'Arè quanto peserà, è vero? Beh, probabilmente Tony D'Arè avrà il suo peso politico, perché è stata una persona che a Vittorio è conosciuta, è stato anche sindaco, nonché parlamentare europeo, una persona che è conosciuta a Vittorio Veneto, quindi sicuramente un peso lo avrà. E come avete vissuto questo distacco, questa frattura da Tony D'Arè? Ma dal punto di vista umano ci ho sofferto, perché dispiace, siamo persone che ci conosciamo da tanti anni, purtroppo abbiamo preso due strade diverse, dispiace sia dal punto politico e anche dal punto umano, e come purtroppo in politica le cose tante volte non vanno per il verso giusto. Ecco, proprio una battuta finale, vi aspettate il ballottaggio per Giovanni Braido? Ma io credo che si andrà al ballottaggio, non so con chi, ma ho buone sensazioni dal punto di vista del sentore, di cosa dicono le persone in giro con il mio candidato l'avvocato Giovanni Braido. Benissimo, allora grazie Lina. a Roberto Parrella, segretario della Lega. Noi Cristian restituiamo la linea. Grazie davvero Lina Paronetto. Allora Roberto Marcato, assessore Marcato, parto dalle parole del segretario della Lega di Vittorio Veneto, dove c'è questo scontro importante in atto, il segretario Parrella, che dice: Salvini sa il suo mestiere, lo avrà sentito anche lei Marcato, poi dice l'inserimento di Vannacci è stata una cosa positiva, ha portato aria nuova, così dice il segretario della Lega di Vittorio Veneto. Lei che cosa ne pensa, da leghista a leghista? Intanto rispetto ovviamente l'opinione di chiunque, ma se il tema era solo quello di portare più voti al partito, ma ricordo che circa un mese fa Madonna ha fatto un 100.000 persone, e allora potevamo tranquillamente È un collegamento dinamico, però apprezziamo davvero lo sforzo, Assessore. Adesso vedo che si sta collegando di nuovo. Dice Marcato, se parliamo di preferenze, di ricerca delle preferenze, Madonna sta facendo dei concerti sold out, allora dice, immagino Marcato, candidiamo Madonna, ecco, però magari sono personaggi che stanno fuori il partito. Marcato, mi sente? Io la sento, voi mi... Adesso non la sentiamo più. Non la sentiamo più. Allora, Luca De Carlo, insomma, che cosa ne pensa
il concetto di Marcato si è fermato a metà, però insomma era evidente quello che voleva dire, cioè non basta semplicemente avere un mister preferenze. Beh, noi abbiamo candidato classe dirigente, in effetti, però la Lega era in una condizione diversa dalla nostra e quindi ha fatto altre valutazioni. Tra l'altro non mi pare che siano valutazioni poi che non abbiano pagato, nel senso che Vannacci comunque è stata una persona che ha raccolto del consenso, dopodiché io non conosco le dinamiche interne della Lega e quindi non mi permetto di giudicare. Certo che se un segretario di partito avesse forzato la mano candidando Vannacci e poi Vannacci non avesse preso voti, lo avrebbero crocifisso. Oggi diventa un po' più difficile perché oggettivamente il candidato Vannacci ha fatto dei numeri straordinari e quindi diventa difficile crocifiggere, utilizzo il suo termine, Vannacci, e di conseguenza diventa difficile per buona parte della base della Lega crocifiggere Matteo Salvini. È difficile crocifiggere Salvini. Dopo io capisco che Marcato abbia un'idea diversa, tra l'altro l'ha sempre espressa, quindi però oggi i dati, i numeri parlano di una Lega che ha tenuto anche grazie ai numeri di Vannacci. Non so se Marcato adesso mi sente, proviamo, no, non mi sente. Allora, lei invece che cosa ne pensa, Nicolò Rocco, di Azione? Poi veniamo ai mali di Azione e del fronte europeista, anche perché, ripeto, Vannacci per esempio in Veneto, a Treviso, ha fatto una buona performance. Sì, però voglio dire, Bonaccini ne ha prese 400.000, quindi si possono prendere le preferenze anche candidando persone che non per forza siano delle star o delle persone che rappresentano dei simboli e basta. Quello che a me è dispiaciuto della campagna di Vannacci è che non ho mai sentito Vannacci esprimersi su che idee abbia rispetto a un esercito comune, e mi sarebbe molto piaciuto, essendo lui un generale, quindi purtroppo la candidatura di Vannacci mi sembra sia sentita un po' come arma di distrazione di massa e non abbia permesso di portare le persone a votare cercando di capire cosa andrà a fare l'Unione Europea. Arma di distrazione di massa è un termine insomma abbastanza forte, lei dice questo ha permesso di non concentrarsi magari su altri temi. Adesso io non entro nelle dinamiche degli altri partiti, ma penso che se si fosse candidato Zaia in Veneto avrebbe fatto un risultato simile a quello di Bonaccini, per cui cioè, le preferenze si possono prendere anche candidando delle persone che vadano a rappresentare una posizione politica. Detto questo, io penso che Vannacci rappresenti comunque una posizione politica come la rappresenta la Salis. Noi abbiamo cercato di fare un percorso diverso, ma mi pare che abbiamo al di là della qualità dei candidati, pagato un pochino il peccato originale della rottura del terzo polo. Questo mi pare evidente. L'analisi del voto sul risultato di Azione, che però devo dire in Veneto è stato un risultato positivo perché noi siamo un punto sopra la media nazionale. A Treviso città facciamo 6-3%, superiamo Forza Italia. Il nostro segretario regionale Pasqualetto, che ha fatto 10.000 preferenze, che per un partito come il nostro, che è un partito d'opinione che si sta un po' così affermando e provando a radicare, sono un bel numero. A Treviso città ha preso più preferenze di Calenda e di Flavio Tosi. Abbiamo lavorato con Carlo Pasqualetto, ha fatto 10.000 preferenze, prima candidatura, e questo ci porta a dire che cercheremo di esserci in Veneto, cercando di capire cosa è stato sbagliato, ma secondo me c'è un peccato originale di rottura del terzo polo dell'anno scorso. Poi ero candidato sindaco, quindi l'ho vissuta bene sulla mia persona. Però, insomma, diciamo che per voi il peccato capitale è stato appunto correre non uniti fondamentalmente, ma secondo lei questa sarà una lezione o continuerete in strade separate? Ma io mi auguro che sia una lezione. Io, al di là insomma della scelta della lista unitaria, mi pare che neanche Stati Uniti d'Europa abbia funzionato. Cioè, l'errore è stato proprio l'anno scorso, perché quando i cittadini alle politiche rispetto a una polarizzazione ti danno l'8% e fai il 10% in Lombardia, non è un risultato da buttare via. E invece quel 8% alle politiche doveva trasformarsi nella nascita di un partito di cui secondo me c'era bisogno, perché c'è una polarizzazione negli altri schieramenti, e questa scommessa non è stata
portata avanti dai leader che secondo me sono stati puniti. Quindi al di là dell'alchimia elettorale effettivamente è un peccato il fatto che un 7% di area così liberale Renew non venga rappresentato. Questo è un peccato di cui in qualche modo appunto, perché comunque resta il fatto che c'è un 7% di elettorato che non viene rappresentato da nessuno. È una follia. Io mi auguro insomma che al di là delle posizioni dei singoli leader si possa iniziare a dire questo 7% che anche sui temi europei la pensava al 99% allo stesso modo, al di là di un modo magari un po' diverso di concepire la politica tra Renzi e Calenda. Io penso che queste persone si debbano mettere assieme, cioè comunque a Treviso facciamo il 12% mettendo assieme Italia Viva e Azione. È un peccato che questa componente, che secondo me può dire qualcosa anche in Veneto, in questo momento non trovi rappresentanza. Allora, in attesa di ripristinare il collegamento con Roberto Marcato, mi dice Francesco Ceron che ha aggiornato la grafica di attribuzioni seggi, quindi chiedo alla regia se possiamo mettere proprio la grafica di attribuzioni seggi, che così la facciamo commentare anche a Luca De Carlo e allo stesso Rocco. Grazie davvero. Quindi 25 Fratelli d'Italia, 21 Partito Democratico, 8 Movimento 5 Stelle, 7 Forza Italia, 8 Lega, 6 Alleanza Verdi e Sinistra, 0 tutti gli altri. Poi la lista, vi chiedo, dei candidati, le preferenze dei candidati, chiedo sempre alla regia, anche queste sono state aggiornate, poi queste sono le altre liste, le vedete che non hanno superato la soglia di sbarramento a livello nazionale. Vediamo i singoli candidati, le preferenze, anche queste sono state aggiornate. Allora, Elena Donazzan 62.429, Stefano Cavedania 54.139, Sergio Berlato 45.231, Alessandro Ciriani 42.225, Daniele Polato 31.407. Poi vediamo ancora Roberto Vannacci 139.427, Anna Maria Cisint 40.799, Lega, Flavio Tosi 33.591, Stefano Bonaccini 378.114, Alessandro Zanna 90.946 e ancora Alessandra Moretti 81.114 preferenze, Elisabetta Gualmini 55.560, poi Domenico Lucano 41.894, però appunto c'è il tema di Cristina Guarda che abbiamo sentito anche nel corso della mattinata. Tra l'altro poi saremo in grado di mandarvi in onda anche un'intervista fatta dalla redazione di Padova. Sabrina Pignedoli, anche lei è stata nostra ospite in mattinata, 14.783, e poi appunto l'SVP con Herbert Dorfman che arriva a 82.426 preferenze, SVP che rosicchia un seggio, ce lo ha spiegato bene questa mattina lo stesso Flavio Tosi, a Forza Italia. Conferma De Carlo, quindi questi sono i numeri, questi sono i candidati eletti? Sì, quelli sono i numeri, io non so se sono i candidati eletti perché con i resti non ci ho guardato, e quindi quelli sono i nostri primi 5, sì, esclusa la Meloni naturalmente, dalla Donazzan fino a Polato, però quelli sono i nostri 5 che hanno preso più voti oggettivamente, quindi sì. Quindi potrebbe per Fratelli d'Italia Nord-Est scatta anche il sesto, perché se la Meloni... Sì, siamo in attesa di capire. Io non ho sotto mano questa mattina, ho fatto tutto meno che guardare il prospetto e quindi non lo so, però mi auguro che potessimo essere così fortunati da farne scattare ancora, e naturalmente sarei il primo a gioirne. Allo stato attuale, insomma, i 5 mi sembrano i più ragionevoli per il momento che sia così, poi vediamo. Allora De Carlo, io la saluto, so che è una giornata impegnativa per lei, sta sbaraccando l'ufficio. Un ultimo pensiero ai calaltini che l'hanno sempre sostenuta in questi anni. Non mi metta in difficoltà, che faccio un po' fatica. Niente, non mi dice nulla. È un giorno insomma. Un po' così oggi. È un giorno... quanti anni? 15 anni, no? Sì.
però poi è bello vedere comunque l'emozione poi lei ha fatto un percorso che l'ha portata a Roma, l'ha portata insomma in alto nel partito, però lei si sente profondamente sindaco. Ah beh sì, insomma io sono nato qua, io ho fatto le mie prime esperienze qua, io sì avevo un sogno, era quello di fare il sindaco, l'ho fatto, e quindi tutto quello che è venuto dopo per me è sempre stato un in più, non dico un in più, ma insomma qualcosa che ho fatto non con un assillo particolare ma con tanta passione, quindi però quello che mi ha riempito di più di soddisfazioni fino adesso è stato sicuramente questo ruolo, a cui non ho potuto dedicare tanto tempo nell'ultimo mandato, ma nei primi 2 è stato per me un ruolo totalizzante, quindi chiaro che oggi che devo portare fuori gli scatoloni, meno male che abbiamo fatto questo straordinario risultato a livello regionale e nazionale che l'ha un po' tonificata, quindi c'è l'energia insomma. Va bene, allora Luca De Carlo, grazie, ci aggiorniamo presto, questa sera sarà nuovamente ospite di Ferdinando Avarino. Resta con me Nicolò Rocco e spero che riesca a ricollegarsi, non sarà facilissimo, Roberto Marcato, che tra l'altro sui social è uscito così, insomma è un post che la dice molto lunga, però appunto vorrei avere il diretto interessato e vediamo quindi se magari dopo la pubblicità riusciamo a ripristinare il collegamento. Dopo la pubblicità tra l'altro ritorneremo a Porto Gruaro, insomma, e continua il nostro giro per il Veneto, che è in attesa anche dei verdetti e delle elezioni comunali, quindi a fra pochissimo. Le 13:40, speciale elezioni, prosegue la nostra maratona elettorale. È rimasto con me Nicolò Rocco di Azione, ma andiamo adesso da Lucio Zanato, lo vedo nella sede del Partito Democratico a Treviso con il segretario provinciale Zorzi, che sarà tra l'altro ospite anche di Nicola Zanetti nel corso del pomeriggio. A te la parola, Lucio. Sì, sarà ospite nel pomeriggio, perché solo nel pomeriggio il segretario ha detto comincerà a parlare di amministrative nel senso di comuni e sindaci, mentre qui con noi invece parla di elezioni europee, anche perché siamo nella sede provinciale del Partito Democratico. Come vedete hanno lavorato e hanno controllato dati, insomma hanno discusso fino alle 4 di questa mattina, noi l'abbiamo sostanzialmente tirato giù dal letto, 4 ore di sonno insomma. Sì, è stata come al solito una nottata molto, molto intensa. Ecco, possiamo dire che il primo dato che da segretario provinciale, ma anche da presenza a Treviso, è questo Partito Democratico, primo partito a Treviso città. E il sindaco Conte deve cominciare a stare preoccupato. Ma non so, francamente il sindaco Conte, dobbiamo invece essere noi consapevoli della responsabilità che abbiamo adesso, cioè, essendo primo partito è chiaro che da qui ai prossimi passaggi elettorali dobbiamo dare il massimo. Io credo che sia anche frutto di un gran lavoro che è stato fatto dal Partito Cittadino in questi anni, e anche ovviamente un'onda positiva che ha favorito il partito non solo a Treviso capoluogo, ma anche nei grandi centri della provincia e in tutta Italia. Insomma, si è visto un risultato ben al di sopra diciamo di quelle che erano le previsioni che ci davano i sondaggi. Insomma, i sondaggi ci davano inchiodati al 19-20%, alla fine siamo mi pare al 24%, quindi insomma sono, diciamo, dal nostro punto di vista delle soddisfazioni, questo sì. Ecco, cos'è che vi ha portato ad avere tutti questi voti? Avete portato via i voti 5 Stelle o magari qualcuno non era per niente contento di certe candidature stile Vannacci? Credo che abbiamo fatto quello che il Partito Democratico deve fare e che la nostra gente si aspetta che faccia, cioè abbiamo puntato su noi stessi, abbiamo contato sulla nostra forza, che è una forza di una comunità plurale, e questo ha permesso di fare di condurre una campagna elettorale sui temi, concentrate sui temi che interessano alle persone, la sanità, i salari, i grandi temi dell'Europa come il cambiamento climatico. Insomma, in queste ore continuiamo a vedere gli effetti di una crisi climatica in atto anche nei nostri territori.
territori, e abbiamo puntato su questi temi con degli interpreti di qualità. Abbiamo potuto contare su delle candidature veramente di eccellenza che hanno espresso benissimo questa pluralità di sensibilità che sono la forza del nostro partito. Ecco, tutto vero, Cristian, ci faceva vedere il segretario prima del collegamento, ha ancora, diciamo così, i cartelli di presentazione, quindi diciamo qual è l'offerta, qual è stata l'offerta? Ma candidati, ripeto, di qualità, che sono riusciti a parlare a mondi che fanno storicamente riferimento al centrosinistra. Quindi ad esempio Bonaccini più verso il centro? No, Bonaccini ha portato tutta la sua esperienza da grande amministratore, presidente di una delle migliori regioni in Italia. Zan ha portato la sua lotta per i diritti. Andrea Zanoni il suo radicamento nel territorio sui grandi temi che riguardano appunto l'ambiente, la tutela della salute, la legalità. Alessandra Moretti per tutto l'impegno che ha saputo svolgere in questi anni in Parlamento europeo su temi anche delle condizioni femminili, e ovviamente poi si vede qui appunto nel manifesto, diciamo, generale del partito, la nostra segretaria nazionale che ha contribuito, insomma, a dare una scossa, insomma, a tutta la comunità. E quindi investire su se stessi dando una offerta a chi sta cercando casa? Beh, è chiaro che noi il risultato ci pone e ci conferma come perno di qualsiasi proposta alternativa alla destra della Meloni. Cioè, se vogliamo veramente metterci insieme a costruire una proposta che sia seria, credibile per il Paese, è chiaro che è imprescindibile il ruolo del Partito Democratico, e i risultati, insomma, di queste elezioni europee lo dimostrano. E quindi attrattori anche di mondi come Azione e come gli Stati Uniti d'Europa? Ma noi ci poniamo, ripeto, come punto di riferimento di chi ritiene che il centro-sinistra possa ancora dire qualcosa a questo Paese e a questi territori. Ci sono forze politiche con cui è bene che si cominci a costruire un dialogo serio in vista anche delle prossime politiche. Ripeto, il nostro punto di forza è di essere una comunità ricca, plurale, forte, che fa riferimento, che può fare affidamento su candidature, esperienze. Abbiamo una grande classe di amministratori sui territori, e questo ci fa ben sperare, insomma, ci fa dire che possiamo veramente svolgere un ruolo importante da qui ai prossimi passaggi elettorali. Chiaramente le politiche del 2027, ma anche i prossimi passaggi elettorali locali e regionali. Appunto, l'ultima domanda è un accenno. Preoccupato per Vittorio Veneto? Non mi sbilancio, l'ho detto anche in diretta prima, io non faccio pronostici, mi limito a mettere una tripla come nel Totocalcio, un X2, ne parleremo nel pomeriggio. A te, Cristian. Lucio, ti faccio una domanda, posso? Cosa farai nel pomeriggio? Perché tu dovrai presidiare davvero tanti fronti, quindi prima Mogliano? Sì, allora io comincio alle 14 a Mogliano e andremo nelle sedi dei candidati sindaci, poi ci spostiamo a Preganziol e seguiremo anche lì le amministrative, e dopo, se ci riusciamo, facciamo un salto anche a Paese, ma però intanto, diciamo così, la nostra linea è quella del Terraglio. A te. Grazie davvero a Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. È importante la doppia sfida lungo l'asse del Terraglio. Preganziol, la sfida classica tra centrodestra e centrosinistra. Mogliano invece appunto c'è una sfida a tre, quindi insomma tutti gli scenari sono aperti. Allora, vedo comparsa Nicolò Rocco, resta sempre con noi da Portogruaro, l'altro fronte del Veneto orientale, la nostra Anna De Roberto. Con chi ti trovi, Anna? Buongiorno di nuovo. Eccoci di nuovo, Cristiano. Abbiamo raggiunto la sede del Partito Democratico, siamo con Antonio Bertoncello, che è espressione del centrosinistra che appunto a Portogruaro sceglie di correre unito, compatto, in qualche modo per difendersi dagli avversari. Voi sapete che insomma Portogruaro, come abbiamo già ripetuto, è un comune commissariamento dovuto alla caduta del primo cittadino e al fatto che oggi due candidati sindaco abbiano portato
portato a sé come candidati consiglieri i politici, insomma i rappresentanti che facevano parte della passata amministrazione. Così il centrosinistra ha deciso insomma di unire le forze per provare a prendere il posto del commissario. Antonio Bertoncello ha 50 anni di tessera del Partito Democratico e ci può raccontare di quanto questo Partito Democratico targato Schlein l'abbia soddisfatto. Ma diciamo molto. Ho avuto modo fuori onda di dirle il risultato delle primarie che ha avuto Eli Schlein un anno e mezzo fa. Eli Schlein per un comune di 25.000 abitanti è venuto già 2 volte. Il circolo di Portoguaro del PD ha creduto nel rinnovamento, nella novità che Eli rappresentava, e quindi io sono molto ma molto soddisfatto perché abbiamo visto giusto, abbiamo lavorato con lei per tentare di raggruppare le forze di sinistra e poter, vuol dire, andare al governo della nazione e anche a Portoguaro, se ci riusciamo. D'altronde Portoguaro è un comune abbastanza diverso dagli altri, nel senso che anche nel passato ha dimostrato e ha registrato delle sorprese rispetto alle elezioni che coincidevano o con le europee o con le regionali. Ricordo che penso l'ultima mia candidatura alle europee Zaia aveva un 70% e io ho vinto il primo turno. Quindi Portoguaro si differenzia molto tra le elezioni dei livelli sovraordinati rispetto a quello comunale. Poi in questa occasione noi registriamo che c'è un partito di mezzo che sostanzialmente ha dentro ai suoi candidati 8-9 candidati che prima facevano parte del centrodestra e che hanno in qualche maniera, voglio dire, prodotto un commissariamento molto lungo, perché non è facile trovare un comune che viene commissariato per 1 anno e 3-4 mesi. Però senta Bertoncello, è un commissariamento che non ha portato i cittadini di Portogruaro di corsa alle urne. Comunque i dati sull'affluenza non sono altissimi. Allora, i dati dell'affluenza sono gli stessi dell'amministrativa precedenti, 13.482 se non ricordo male, 13.000 qualcosa in questa occasione. Quindi voglio dire, gli elettori sono gli stessi delle ultime amministrative. Poi ho registrato questa mattina che i comuni che sono andati al voto hanno pesato un 10% rispetto ai comuni che non avevano le amministrative in corso. Quindi diciamo che è stato un risultato rispetto agli elettori non molto lontano dalle votazioni precedenti. Quindi un dato insomma su cui ci dobbiamo assestare, lei dice. Esattamente. Allora Cristian, noi restituiamo la linea, tra poco il nostro viaggio continua, andremo nella sede della Lega e poi usciremo dal comune di Portogruaro per portarvi già i primi cittadini eletti con lo spoglio delle 14, probabilmente partiremo da Concordia Sagittaria. Anna, grazie infinite a te Alberto Pivetta, il tuo lavoro preziosissimo è appena iniziato, sarà un lungo pomeriggio elettorale nel Veneto orientale. Senta Nicolò Rocco, abbiamo sentito diversi esponenti molto autorevoli del Partito Democratico, il Partito Democratico esulta mentre voi vi leccate le ferite, però appunto il dialogo, come dicevamo prima, ormai è necessario, non potrete prescindere dal Partito Democratico. Noi ci lecchiamo le ferite a livello nazionale perché, ripeto, che comunque il Veneto per Azione è stata la migliore regione dopo, penso, la Basilicata dove c'è Pittella e Bolzano dove abbiamo fatto un accordo con il Team K, per cui Azione, che non era in Veneto la regione più forte perché noi avevamo davanti la Lombardia, l'Emilia, Azione in questo momento in Veneto ha fatto un punto percentuale in più rispetto alla media nazionale, vuol dire che noi in Veneto riusciamo ad interpretare con un c'è di che costruire in vista delle regionali del prossimo anno?
Bisogna assolutamente costruire. Io ho sentito prima i ragionamenti di Fratelli d'Italia e, se posso dire, mi hanno un po' ricordato i ragionamenti che facevano dentro il Partito Democratico, c'ero anch'io all'epoca, quando Renzi prese nel 2014 il 40% in Veneto, e siccome Alessandra Moretti, che era capolista, prese 230.000 preferenze, sembrava praticamente che da lì a un anno Alessandra Moretti sarebbe stata nelle condizioni di vincere contro Zaia. Invece stiamo attenti a confondere mele con pere. Il consenso è una cosa molto labile e vince chi fa delle proposte per il proprio territorio. Io penso che Azione in Veneto sia riuscita a fare un ottimo risultato, perché noi abbiamo parlato ai veneti, all'impresa, e così faremo anche in vista delle prossime amministrative, dove comunque abbiamo 120 candidati, 5 candidati sindaci con tessera, e quindi il nostro è un lavoro di radicamento. Sicuramente il Partito Democratico è un interlocutore. Noi in 2 elezioni amministrative siamo con il Partito Democratico, governiamo con Giacomo Possamai, amministriamo con Sergio Giordani, ma penso che il prossimo schema per il Veneto possa essere qualcosa di un po' più interessante, vedendo anche quello che succede nel centrodestra. Quindi sicuramente il Partito Democratico è un interlocutore, ma io mi chiedo cosa fa non c'è solo il Partito Democratico. Non c'è solo il Partito Democratico, insomma è un messaggio anche questo di una certa rilevanza. Grazie Nicolò Rocco. Azione, siamo alle battute conclusive di questa parte, c'è già Nicola Zanetti che incombe. Nicola, se vuoi raggiungermi, vediamo insieme allora per 30 secondi, poi parte la partita delle comunali, vediamo insieme, chiedo ad Andrea Basso e Francesca Pezzo le grafiche finali, proprio quelle del voto, ripercorriamole brevemente. Eccole qua. Allora, elezioni europee, riepilogo nazionale: 25 seggi a Fratelli d'Italia, 21 al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle 8, 7 Forza Italia, 8 Lega, 6 Alleanza Verdi e Sinistra, fuori tutti gli altri. E ancora, questi sono gli altri partiti che restano fuori dall'attribuzione dei seggi, fatta eccezione ovviamente per l'SVP che porta Dorfman. Vediamo i candidati. Ce la fa Elena Donazzan, che avete visto, nostro ospite, Stefano Cavedagna, Sergio Berlato, Alessandro Ciriani, Daniele Polato. Anche questo avrà delle ripercussioni a Palazzo Ferrofini e in Regione. Roberto Vannacci, che porta a casa quasi 140.000 preferenze a nord-est. Anna Maria Cisint, spesso nostro ospite, sindaca di Monfalcone. Flavio Tosi, 34.000 circa preferenze, lo avete sentito questa mattina. Stefano Bonaccini, 378.114, benissimo, Alessandro Zanna, 90.000 preferenze, oltre 90.000 preferenze. E ancora, dopo Alessandro Zanna, c'è la Moretti, 81.114, la Gualmini, 55.560, Domenico Lucano, 41.894, ma è molto probabile Cristina Guarda, anzi è praticamente certa. Sabrina Pignedoli, anche lei con noi questa mattina, 14.783, l'unica rappresentante del Movimento 5 Stelle a nord-est che ritorna a Strasburgo. Herbert Dorfman, anche per lui una riconferma con oltre 80.000 preferenze. È tutto. Nicola. Allora sì, buongiorno. Allora finisce questa prima parte, ma dovete restare con noi perché fra pochissimo, dopo la pubblicità, buongiorno a tutti ovviamente, gran lavoro di Ferdinando Varino e di Cristian Boiti fino ad ora, da ieri sera. Adesso inizia un'altra partita, potrebbe essere una partita con risvolti diversi rispetto a quelli dell'Europeo. Allora 4-5 minuti al massimo, forse anche meno, e poi di nuovo in diretta e partiamo con le amministrative. Allora, buon lavoro Nicola Zanetti e grazie davvero per l'attenzione finora dimostrata, grazie anche alla regia di Francesca Pezzo e Andrea Basso. C'è la pubblicità, poi Nicola Zanetti.